parte questa mattina, 30 gennaio 2025, non so, questo mese è eterno, non passa più. Non so, gennaio è eterno, eppure non è neppure freddo, siamo nei giorni della merla, c'è un caldo primaverile, ci sono già i ragazzi in pantaloncini corti. Ieri al parco dello Storga a petto nudo che prendevano il sole tranquillamente, perciò care mamme finite con sta bolla che loro sono più forti di quello che pensate. Però questa mattina parleremo di tante cose, parleremo di donne, parleremo di prevenzione, parleremo anche di scuola, insegnanti, soprattutto questi studenti, questi ragazzi e ragazze, non so, io la smetterei anche di dividere fra sessi, perché non so, se dividiamo, noi siamo sempre quelli che dividono, invece dobbiamo parlare di persone giovani che forse con l'aiuto di tutti noi, quella famosa goccia che dobbiamo mettere tutti i giorni anche noi nell'oceano per fare comunità, per cercare di vedere se riusciamo a recuperarli, perché guardate che alla fine questi ragazzi e ragazze hanno più problemi di quello che pensate, sono loro i fragili, però bisogna andarli a prendere per mano, perché di sicuro loro non arriveranno, anzi ci eviteranno, si isoleranno sempre di più, perché per loro questo grido di dolore che si trasforma in rabbia, anche in cattiveria a volte, è solo bisogno che qualcuno li ascolti perché, come vi dico tutte le mattine, dietro a questi ragazzi ci sono dei problemi enormi che sono all'interno delle famiglie, tutto parte da là. Allora, però vorrei parlare e salutare subito il dottore Enrico Busato, primario ostetrice ospedale Cafoncello di Treviso. Grazie dottor Busato di essere qui. Saluto anche il professor Claudio Previatello, docente di economia agraria e gestione del territorio, l'Istituto Agrario Bellini di Trecenta Rovigo, per parlare appunto anche di giovani. Però inizierei proprio col dottor Enrico Busato. Allora, dottor Busato, io ieri avevo il maestro di judo Vittorio Casellato e abbiamo ricordato tutti assieme a lui la grande Petra, questa guerriera, questa donna che nonostante questa grande male che aveva, combatteva tutti i giorni. Ecco, lei veramente, io gliel'ho chiesto, lei credeva nella scienza, nella ricerca, credeva nella medicina e mi diceva sempre prima o poi ce la faremo, guariremo, l'importante è andare avanti, domani si vedrà, ma intanto andiamo avanti. Che messaggio ha lasciato Petra De Janet con la sua anche voglia di vivere, perché è questo che la distingueva, la voglia di lottare e di vivere, e ha creato anche un'associazione ACTO molto importante in tutta Italia. Prego, dottor Busato. Sì, credo che Petra sia stata anche per noi, ecco, sanitari, un esempio, perché fino alla fine ha combattuto. Io mi ricordo pochi giorni prima ci siamo trovati in ospedale, si parlava, ecco, che cosa continuare a fare con l'associazione ACTO, che ricordo è Alleanza contro il tumore ovarico, un'associazione di cui lei era la presidente della parte del Triveneto, un'associazione nazionale formata da pazienti che hanno vissuto, qualcuno anche sono dei familiari, ma sono pazienti che hanno vissuto questo diciamo difficile strada che quando colpisce una donna, soprattutto per il tumore ovarico, che sappiamo a 5 anni c'è una sopravvivenza del 43% circa, se combattere bisogna avere una forza particolare. E la sua capacità era che questa forza la trasmetteva anche alle persone che erano intorno, perché tutte le associate che erano insieme ricevevano questa forza di continuare di fare. Si è sempre prodigata, ecco, per cercare di promuovere iniziative a favore, ecco, delle pazienti, perché erano loro, le donne, messe al centro dell'attenzione. Ci ha dato e ci darà, perché ha lasciato, ecco, anche nel suo testamento, diciamo, spirituale, morale, ecco, ancora un aiuto da darci anche come reparto per quanto riguarda, si stava portando a termine il progetto di avere una psicologa in reparto che possa direttamente colloquiare con le pazienti che erano state operate, non solo di ovaio ma anche di patologia tumorale, sempre ginecologica, ma anche con i familiari stessi, perché alle volte è difficile per un familiare, non sa cosa dire, come fare quando si trova magari il marito, una moglie o i figli stessi, una mamma che è colpita da questa malattia.
Per cui a noi lascia non un ricordo, ecco, non direi un ricordo, ma anzi ci lascia un esempio da continuare, da portare avanti, e soprattutto credo che ci lasci questa forza anche a noi di continuare a combattere questa malattia da parte nostra di sanitari, cercando di portare avanti quanto più possibile i progressi per riuscire, non dico a debellare, ma quantomeno a dare una qualità di vita e anche una durata sempre maggiore. Allora, siccome che Francesca è riuscita a battere Rinaldo questa mattina, che è una cosa strana, diamo la parola a Francesca e poi subito al professor Claudio Previatello. Prego Francesca. Grazie, ho sentito che il tema di stamane sono i giovani. Prego. E quindi ho sentito che il tema di questa mane sono i giovani, e quindi volevo ringraziare la vostra collaboratrice, la signorina che fa ginnastica tutte le mattine e tutti i pomeriggi. Mi piacerebbe anche sapere come si chiama. E niente, per me è stato molto importante seguire questo corso, lo faccio già da 2 mesi, il mio corpo è cambiato e anche il mio spirito, quindi grazie. Grazie a te Francesca, fa piacere anche a noi, fa piacere capire che arriviamo anche in queste case, magari anche senza spendere niente, perché è anche un problema economico, ormai si paga tutto, compresa le palestre, la ginnastica, perciò arrivare nelle case e sentire dire grazie per quello che fate, mi aiutate, il mio corpo è cambiato, penso anche all'editore faccia molto piacere, perché vuol dire, a parte che abbiamo degli editori illuminati, perché poi tutti copiano, però siamo i primi a partire con queste cose che poi vedete, ecco, perché vuol dire che vedono molto lungo, sono lungimiranti. Professor Previatello, quanto è importante essere anche lungimirante nella scuola? Abbiamo sentito il dottore Enrico Busato quanto importante è conoscere il proprio corpo, lottare, credere soprattutto in quella che è la scienza, la ricerca, la medicina. Questi ragazzi, come ho detto prima, che non tanti, ma più di qualcuno sta cercando di prendere delle vie sbagliate. E il nodo è la famiglia. Ma se io sono sfortunato, mi scusi professor Previatello, e non ho questi genitori, cosa devo fare? A chi mi devo rivolgere? Non è che ci siano tutte queste grandi cose. Io dicevo anche ieri, da quando nascono fino ai 10 anni li copriamo di tutto e di più, forse anche troppo anche là. Dai 10 ai 18, anche i 20, ci dimentichiamo che sono dei ragazzi fragili, che hanno bisogno di cure, di attenzione, di sorveglianza, di regole. E questi ragazzi non devono essere fortunati ad avere quella scuola, quell'insegnante. Devono avere quello che a loro spetta di diritto: capire, conoscere, essere ascoltati e vedere come aiutarli. Mi sembra che non ci siamo proprio, non lo dico a lei, professor Previatello, che so la sua sensibilità e quanto sta lavorando con questi ragazzi, però non è così. Non è così perché mettersi in prima linea con loro impegna molto, vuol dire anche rischiare, vuol dire confrontarsi con dei genitori che non vogliono capire, che non esistono, che sono invisibili. E questo ragazzo a chi deve rivolgersi? Perché io sento molti ragazzi che lasciano la scuola. E quando io chiedo, ma perché fai questo? Perché non sono capito. Dico io, vuoi che tutte quante gli insegnanti che hai non ti capiscono? Eppure c'è un malessere di fondo che va capito, va ascoltato. Secondo lei, professor Previatello, cosa c'è che non va anche nella scuola? Prego. Allora, intanto buongiorno a tutti. Guardi, sì, gli direi iniziamo a vedere quello che non c'è nella scuola e poi magari caliamo un attimo la cosa nelle famiglie. La scuola negli ultimi anni ha preso una deriva, onestamente, che parte dall'alto e che ha impostato in maniera completamente sbagliata il modo anche di reclutare il personale docente. Vede, la scuola, oltre ad essere un lavoro, deve essere prima di tutto una vocazione. Chi fa l'insegnante deve voler bene a quei ragazzi come se fossero dei suoi figli, deve sentirselo dentro di essere insegnante. Altrimenti la scuola diventa quello che sta diventando oggi, un rifugio peccatorum di gente che non avrebbe un posto di lavoro in qualsiasi azienda privata.
e questo è il male, perché lo so che sto dicendo una cosa forte, però guardi che sta succedendo questo. Per entrare in una graduatoria di precario della scuola basta semplicemente dimostrare di avere che cosa? Il titolo, fare i 24 CFU a pagamento e poi si entra nelle graduatorie. Uno può insegnare la sua materia oppure, mal che vada, va a fare l'insegnante di sostegno. Facendo questa operazione, che cosa hanno fatto? Hanno prima di tutto tolto importanza all'insegnante di sostegno, che sulla carta viene identificato come un insegnante che coadiuva l'insegnante curricolare, e quindi gli hanno dato importanza, per così dire, sulla carta, dicendo che a tutti gli effetti è un insegnante per tutta la classe. In verità lo hanno sminuito perché può diventare insegnante di sostegno praticamente chi non è riuscito a rientrare all'interno di che cosa? Di un incarico nella sua graduatoria di concorso. Ora lei mi capisce che un insegnante di sostegno, ad esempio, che ha un ruolo delicatissimo e deve avere, se già un insegnante di per sé deve sentirselo dentro, un insegnante di sostegno deve avere ancora più delicatezza, deve avere un senso innato, un senso paterno o materno fortissimo nei confronti di che cosa? Di quel ragazzo che magari può avere delle forme di disabilità e che quindi ha bisogno di un ulteriore occhio di riguardo, deve riuscire a capire determinate esigenze. Bene, oggi noi li abbiamo relegati così. Oppure quello che sta accadendo oggi con dei tirocini formativi abilitanti, cosiddetti TFA, che basta recarsi in qualche università telematica oppure qualche università compiacente, perché non tutte le università fanno questo, intendiamoci, non tutte, ci sono ancora delle università molto serie che il TFA del sostegno è il vero TFA del sostegno, lo si paga e per entrare c'è un numero chiuso e entrano massimo 20 persone. Però ce ne sono alcune che ne fanno centinaia di questi TFA e poi dopo il prodotto di questi TFA ce li ritroviamo nei banchi di scuola e non sanno neanche da dove partire, non sanno neanche aprire il registro. Allora, professor Previatello, però lei ha toccato un tema delicato, l'insegnante di sostegno. Okay. L'insegnante di sostegno che è fondamentale per quelle fragilità molto importanti, certo, che hanno tutto il diritto di studiare, hanno tutto il diritto di vivere la quotidianità dei loro compagni e questo non avviene. Ha ragione, bisogna avere anche il coraggio di dirlo. Pensi che, io lo dico quasi tutte le mattine, ormai gli ascoltatori e le ascoltatrici lo sanno, che io ho questa ragazzina di 15 anni ormai, Lisa, che non parla ma sente, per riuscire a mandarla in una scuola normale, perché lei ci sente, non parla, perciò avrebbe bisogno della lingua dei segni, volevano metterla in certe strutture, non le nomino perché non voglio fare polemica, per l'amor di Dio, viene giù il cielo, se no... Quando la mamma dice io non lo accetto che mia figlia diventi diversamente abile o agile, come li chiamo io, perché mia figlia non parla ma ascolta, è normalissima. Allora se io devo averla adottata, portata via dalla Russia, con delle sofferenze in mani, per vederla ancora con un'altra sofferenza, io non ci sto, perché addirittura quello che era stato proposto era una scuola senza libri. Questo l'ha detto la mamma qua. Capisce che siamo lontani 1000 miglia da quello che giustamente dice lei per queste situazioni delicate, anche perché sono situazioni che a volte fino a 15 anni riesci bene o male a gestire, dopo li perdi. Li perdi perché loro, ad esempio Lisa diceva alla mamma, che sarà di me mamma? Che sarà della mia vita mamma? Se non riesco a stare con i miei compagni, con i miei amici. Il rispetto soprattutto anche del proprio corpo, perché Lisa assicura questa famiglia meravigliosa, questi genitori che hanno adottato tutti e 3 i fratellini per non dividerli, con problemi enormi, eppure devono combattere ancora contro l'ottusità, il non capire, questa mamma che si sente dire ma cosa vuole, ce ne sono tanti come lei, crede di essere lei la numero 1. Capite che non ci siamo proprio, per questo l'ho invitata, professore, perché so che lei ha il coraggio di dire quello che vede, quello che sente,
perché è nato, dentro di lei c'è il professore, come ha detto lei, la passione. Dottor Busato, la passione che accompagna anche lei, anche voi medici, quando dovete ascoltare, l'ha detto prima, questi pazienti, ma anche i familiari, saper gestire una situazione delicatissima, perché diventano fragili anche loro. Ecco, cosa si potrebbe fare? Noi abbiamo la fortuna, e lo dico qui davanti alle telecamere, di avere un direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, molto sensibile. Penso sia uno dei pochi direttori generali che io ho conosciuto, almeno, che ha detto: se avete qualche problema telefonatemi, chiamatemi. Addirittura io do il numero, lui li chiama a casa, perciò poi richiamano e dico: mamma mia, non avrei mai immaginato. Perché è una vocazione, cioè essere vicino a chi ha bisogno in quel momento, del quale io mi occupo, di capire la fragilità, devo aiutarlo. Prego, dottor Busato. Sì, io credo che nel nostro lavoro siano fondamentali essenzialmente due aspetti. Da una parte la professionalità, perché quella è fondamentale, però credo che questa da sola sortisca anche poco effetto terapeutico, diciamo, nel senso che c'è bisogno anche di essere vicini a questi malati, di riuscire, anche se diventa difficile, perché alle volte corriamo da una parte all'altra, abbiamo un sacco di cose da fare e abbiamo perso anche noi un po' la possibilità anche di fermarsi, mettersi, a volte riesco a mettermi seduto sul letto della paziente e parlare insieme. Ho visto che ho ritorni anche dopo tanti anni di donne che mi fermano, che mi dicono: lei non si ricorda, ma mentre ero in sala operatoria che dovevo affrontare l'intervento, lei si è seduto nel mio letto, abbiamo parlato e mi ha dato, ecco, il coraggio e anche la serenità per affrontare l'intervento. Io credo che noi, no, come medicina, adesso magari un po' di più, ma noi siamo venuti fuori impreparati dal punto di vista anche di corsi che ci aiutassero ad affrontare tutta la parte anche psicologica. Adesso magari cerchiamo di averne un po' di più, però credo, ecco, come diceva il professore, dentro di noi ci deve essere anche una vocazione a fare questo lavoro, perché altrimenti se ti manca questa diventi un mero esecutore, no? Di tecniche, esami, fai diagnosi, intervento e arrivederci. E non hai più una persona, ma tratti Brava. Come un numero. Esatto. E questa la persona lo sente. Rinaldo da Venezia, poi continuiamo. Ciao Rinaldo, stamattina ti ha fregato la nostra Francesca, hai visto? Ciao. Io stesso, Mirella. Tanto saluto i tuoi ospiti, che vedo con piacere due persone dedite ai problemi degli altri. Allora, amico, non ho mai pensato alla morte, non ho mai pensato a certe robe. Adesso che ho abbastanza anni, che penso allegramente, come che ricordo il suo allegramente, perché tutti questi problemi che avremo, sto bisogno di calore, non ho mai avuto, perché io sono sempre stato a contatto con la gente, e ora sul mercato tutta la vita, ma è vita, bisogna viverla, bisogna per quello che è, perché non siamo nessuno eterni. Non abbiamo da pensare che dureremo 200 anni, è a scadenza come gli alimentari, non sappiamo quando, però è a scadenza. E ora cerchiamo di vivere, far stare bene gli altri, dopo i dottori non ne insegnano a un del cattivo dottore. I dottori sono tutti speciali, per fare il medico deve essere proprio veramente speciale, perché gli hanno una docenza che neanche la mamma si può dire, perché ti guarda con chi oggi sa già cosa che ti domandi. Ed è importante perché quando ti va da un medico, qualsiasi medico, dopo che discorsi i suoi problemi in calori, non si dirà sul momento valore, va bene, però ti guarda, ti osserva, ti tranquillizza solo che stanno te vicini. E le cose parliamo. Se creeremo falsi problemi, perché tutti vogliamo robe subito, prima ti, e andiamo avanti tranquillamente. Più che stiamo sulla terra, meglio se sotto di goi, però bisogna godere la vita e sapere che nella vita che può capitare di tutto, la fine Mirella, e dopo tutti questi problemi, tutti vogliono arrivare, ti do 1 milione, voglio vedere 2 via andante, ti accontenti di quello che ti dà, ti sei felice se ti godi la tua vita e ti fa stare bene anche agli altri.
Non Questo capivo, è grazie successo. Rinaldo, devo andare Ciao, avanti, sennò sei un Mirella, libro e aperto buongiorno come ai tuoi dico tutte le ospiti. mattine, ma ti ringrazio perché ognuno deve fare le proprie riflessioni e soprattutto ascoltare da queste persone che veramente io dico che tutte le mattine andiamo a scuola anche noi con la trasmissione perché impariamo sempre qualcosa, perché sapete ascoltare e poi io ascolto anche voi, anche gli ospiti vi ascoltano. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato del direttore generale, il dottor Francesco Benazzi, cosa ha detto per i costi della sanità. Andiamo a sentire. Tra costi energetici, dei vari project, costi dei servizi, rinnovo di contratti legati alle cooperative, contiamo alla fine che siano una cinquantina di milioni in più nel 2025 che l'US numero 2 dovrà affrontare. È questa la cifra che emerge da una prima ricognizione di bilancio. Del resto, al pari di famiglie e aziende, anche l'US 2 sta registrando un aumento dei costi, una spirale inflattiva che in questo primo scorcio di 2025 spinge il numero 1 della sanità trevigiana a rivolgersi direttamente al Ministero della Salute. In ballo ci sono anche i lavori per portare la nuova cittadella della salute alla sua piena operatività. È chiaro che noi contiamo molto su quello che arriverà dal Ministero proprio per in qualche modo aiutare le aziende venete e le aziende sanitarie nazionali a dare una risposta a questo contraccolpo. È un appello, credo che sia importante perché, come dire, i costi sono aumentati. Ma un conto sono i numeri, un altro la quotidianità di operatori e pazienti con la sanità trevigiana, le prese con un'influenza stagionale particolarmente aggressiva. Benazzi aggiorna il quadro ospedaliero. Sì, il picco è passato, a parte il sottoscritto che è raffreddato, ma il picco è passato. Abbiamo, rispetto alla settimana scorsa che avevamo 240 ricoveri, siamo arrivati a 210, quindi sicuramente l'influenza ormai sta calando, ecco la curva, e per quanto riguarda il Covid abbiamo solo 5 ricoveri di Covid, quindi effettivamente la situazione è sotto controllo. Allora, avete sentito questo grande appello e perché il dottor Benazzi, questo direttore generale sensibile, presente, sempre nel pezzo, vuol dire che la situazione non è del sicuro rosea. Ecco, questa cittadella della salute meravigliosa, però con dei costi incredibili e bisogna sostenerle. Allora, dottor Busato, forse la situazione è sfuggita di mano a qualcuno? Forse non si pensava anche a questa crisi che non riesce a passare, non riusciamo a decollare, non c'è niente da fare. Se qualcuno mi vuole spiegare cosa va bene, perché dico sempre, Mirella che paturnia, sono le paturnie che io vivo quotidianamente, care persone. Voi sapete che ho il banco solidale, sono in mezzo alla gente, sento e non trovo una persona che dica va tutto bene, si può... Sì, lo sento dalle associazioni di categoria perché per forza devono fare il loro lavoro, ci mancherebbe che anche loro dicessero il contrario, però bisogna avere anche il coraggio di dire la verità. Con 2 stipendi non ce la fanno più neppure arrivare alla fine del mese, non riescono a curarsi, non riescono a fare quelle cose che sarebbero anche utili per loro, lo sport, anche studiare, professor Previatello. Ma io dico sempre, ma se io ragazzo o ragazza vivo una situazione familiare difficile a casa, vedo che i miei genitori veramente litigano perché non ce la fanno, non riescono veramente, anche lavorando, a dare quei beni che per loro sarebbero necessari e utili anche per la famiglia. Ma che voglia ho io di studiare? Dov'è l'impulso? Poi esco di casa e trovo di tutto e di più, trovo l'amico dietro l'angolo, il nemico dietro l'angolo che mi sta aspettando perché ha capito che sono fragile e ti dice vieni. Io in quel momento sono in balia del demonio, questo demonio che mi fa vedere che magari posso staccare la spina, magari con una canna, diciamolo, magari con delle sostanze, magari bevendo, magari correndo anche forte. E questi ragazzi non sono ascoltati. Ecco, noi il 13 di aprile con l'Associazione Nazionale Italiana Familiari Vittime della Strada speriamo, hanno fatto una richiesta al Comune di Treviso per fare un grande evento a Treviso, lungo la Restera, per fare comunità. Ecco, la comunità, io sono convinta, professor Previatello, che deve iniziare a fare la comunità di una volta. Una volta, dico tante volte, quando un bambino, un ragazzo si trovava un po' lontano da casa, cioè, dove va tutti?
tua mamma sa che te si qua, cioè, c'era questa attenzione, adesso c'è l'indifferenza, il Minovò combatta, che ha superato l'asticella, la soglia dell'asticella, perché se lui è in pericolo e tu lo vedi, sei anche tu in pericolo, perché vuol dire che tu sai che quella zona non è per lui, non è adatta a lui, e ci sono anch'io però, perciò devo fare prevenzione. Ecco qua la parola prevenzione che dovrebbe fare la scuola, capire chi sono i ragazzi fragili e chi c'è dopo la scuola, fuori, come ha detto lei, perché il nemico ce l'hanno dietro l'angolo, non è dentro la scuola, non è là il nemico, siete gli amici, siete voi che cercate in qualche modo di parare anche gli ostacoli che vi vengono messi davanti. Però il nemico ce l'hanno fuori e là, prego professore. Purtroppo tante volte la scuola avrebbe un ruolo quasi di surrogare la famiglia. Guardi, io insegno in un istituto professionale agrario, quindi è un po' la trincea della scuola, perché finché i ragazzi sono di buona famiglia, condizioni agiate, fanno i liceali, come ho avuto ad esempio io, facevo il liceo scientifico, grandi casistiche di questo genere, insomma se ne vedono poche, però negli istituti professionali si vede di tutto e di più, si vedono famiglie distrutte, ragazzi che vengono picchiati, ragazzi che sono caduti nel mondo della droga e lì veramente tocchi con mano determinate situazioni. Poi ci sono anche famiglie buonissime, eccezionali, che seguono i figli e lì vedi proprio. La differenza. In determinati casi, le dico, la scuola potrebbe essere un salvagente per questi ragazzi. Sa qual è il problema? Allora, il primo problema è il corpo docente, che dovrebbe essere più sensibile. Più che oltre a questo potremmo dire come lo potrebbe fare. Beh, tante volte un insegnante, se è veramente un insegnante, con una semplice occhiata capisce, li vedi negli occhi quando sei davanti alla cattedra, è come se tu fossi sopra il Monte Bianco a guardare tutto, no? Il panorama. Ecco, come cogli il panorama mozzafiato dal Monte Bianco, cogli il panorama dalla cattedra. E se vuoi veramente bene a quei ragazzi, te lo senti dentro, glielo leggi negli occhi che stamattina quello là c'è qualcosa che non funziona, questo si muove in maniera strana, che cos'ha, non è il solito. Bene, delle volte basterebbe anche solo avvicinarsi, magari al cambio dell'ora o altro, e ascolta, un attimo qua, che c'è? Oppure determinate volte si vede un calo improvviso nel rendimento scolastico. Come mai? Cos'è successo? Alcune volte magari è solo frutto della loro stagione, della loro adolescenza, però tante volte magari dietro si scopre un vaso di Pandora. In alcuni casi, alcune scuole come la mia offrono un servizio che è il convitto, quindi le situazioni più delicate le riusciamo a gestire perché il convitto offre a 360 gradi l'opportunità. Il problema però lì diventa un altro. In quei casi lì, ragazzi che noi recuperiamo al 100%, dopo la quinta superiore dove andranno? Perché se ritornano là, basta. È la fine. Finita. Ed è qua che manca lo Stato. In effetti, dottor Busato, è quello che sta cercando, e vorrei anche un suo commento su quello che ha detto il direttore generale, il dottor Benazzi. Cioè, in questo momento sono fragile, aiutatemi. Io ho bisogno di essere aiutato, di portare avanti questo bellissimo progetto che è nato, che quasi ci siamo, però da solo non ce la faccio. Ho bisogno della comunità, dell'aiuto della comunità. E questo è molto importante, perché fa capire che chiedere aiuto, si può chiedere aiuto a tutti i livelli. Non è un problema. Il problema è capire e far capire che ho bisogno di voi. Io sono convinta che le persone rispondono, basta vedere il mondo del volontariato, anche voi, anche negli ospedali, ma dappertutto direi come siete supportati, perché c'è qualcuno che ascolta. Io devo essere là, aiutare, perché hanno bisogno di me. Prego, dottor Busato. Sì, io credo che, come diceva prima, il nostro problema maggiore è l'indifferenza, sotto diversi aspetti, l'indifferenza
anche a livello generale, una volta giustamente vedevi uno, dice, cosa fai qui, come mai, ma sei, oppure chiamavi a casa, ma hai visto che c'è il tuo figlio, altro. Adesso non sai neanche chi ci sta a fianco, anche in un condominio, quelli della porta accanto si conoscono a malapena. E ci siamo sempre chiusi di più dopo il Covid, secondo me, dove ci ha insegnato, no, di rimanere chiusi all'interno, dove si può avere anche tutto, perché i telefoni ti portano a casa le cose da mangiare, la televisione, puoi guardarti il cinema senza andare fuori. E questa chiusura, secondo me, si esprime, ecco, lo vediamo, noi anche sanitari, anche il problema, per esempio, che abbiamo, no, degli insulti o a venire alle mani della gente, è un problema che secondo me è grave, perché viene meno la mancanza di rispetto nei confronti non tanto di un medico o di un infermiere, ma nelle persone, e oramai questo avviene perché uno si mette al centro: io devo avere tutto, chi c'è accanto non mi interessa niente degli altri che stanno aspettando e sono lì tranquilli. Il direttore generale ha fatto un appello perché sicuramente stiamo arrivando a livelli dove un tempo mai uno si poneva questi problemi anche dei costi della sanità. La sanità ha un costo, ha sempre costi più elevati, perché sia da un punto di vista farmacologico ci sono farmaci che costano migliaia di euro nei trattamenti, da un punto di vista tecnologico si usano strumenti che sono usa e getta, quindi li usi per un intervento, anche questi hanno, e come diceva il direttore, non solamente queste cose, ma anche semplicemente il costo del riscaldamento, il costo dell'energia elettrica. Diciamo che noi siamo fortunati da una parte perché abbiamo molte associazioni che fanno donazioni all'ospedale, anche a noi, ecco, sono state fatte delle donazioni, ecco, di strumenti che ne avevamo necessità, e poi io continuo a ringraziare e continuerò sempre a ringraziare tutte le associazioni di volontariato. Non da ultimo ricordiamo che il nostro trasferimento, quando siamo 3 sabati fa, siamo trasferiti nella cittadella, è avvenuto anche grazie al supporto degli alpini, della protezione civile, di gente che è venuta a darci una mano, di ex dipendenti che sono venuti ad aiutarci e di tutto il personale. Credo che certe associazioni, se non ci fossero, sarebbe duro anche per noi, perché il confronto, l'aiuto è fondamentale. Senza di loro, perché il terzo settore, ecco, chiamiamolo, si farebbe molta più difficoltà ad andare avanti. E non c'è tanta burocrazia, perché tu alzi il telefono e loro arrivano. Ecco, il mondo del volontariato, e questo mondo del volontariato che deve girare col commercialista, deve pagare per fare il volontario. Io lo dico tutte le mattine, è la vergogna d'Italia questa. Invece di dire grazie, ecco, e molti se ne sono andati perché non sono riusciti, non ero in grado di fare queste cose, di avere questi soldi. Ma come? Faccio il volontario, devo pagare, devo girare col commercialista, con l'avvocato, ormai non sappiamo più dove andremo a finire, ma c'è un disegno ben preciso. Andiamo a sentire Lino da Cittadella. Ciao caro Lino. Buongiorno Mirella, buongiorno a tutti. Niente, io ho un grosso problema con la scuola. Prego Lino. Mio figlio è stato sospeso per cose non attribuibili a lui e per note messe ad hoc dal 23 gennaio al 21 di maggio di quest'anno, 4 mesi. È possibile? Ma scusa, io non è che vogliamo andare nei particolari, ma per avere questa sospensione ha fatto delle cose gravi? No. Cioè, gli hanno attribuito un scoppio di petardo che lui non c'entra niente. Ho capito. E dopo sono note messe ad hoc apposta per aggravare la situazione, per dargli questa nota. Hanno fatto il consiglio di classe della classe, i professori non hanno voluto non volevano dare massimo 15 giorni. Il dirigente cosa ha fatto? Ha annullato questa cosa, questa
assemblea, ne ha fatto fare un'altra di sua, che ha preso i suoi cose e ha dato questa sospensione, e non ho ancora il verbale. Dal 17 di gennaio io ho ancora avere il verbale. Sono andato da un avvocato, anche l'avvocato ha mandato una PEC cosa o come, non danno il verbale. Ascolta Lino, cosa fa questo ragazzo a casa? Lino, cosa fa questo ragazzo a casa? Adesso è in DAD, ma questa scuola è per includere o per escludere? Perché e cosa non dice ha fatto questo ragazzo della sospensione? Grave, Lino, posso dare tutte le note, cosa o come, spostavo alla sedia, siccome che è iperattivo, eccolo qua. È iperattivo, ma loro non hanno voluto includere. Lino, scusa se ti faccio questa domanda, poi facciamo rispondere il professor Previatello. Sì. Cosa dice questo ragazzo della sospensione? Come vive questa sospensione dalla scuola? Adesso a notte non è neanche più capace di dormire. Ecco qua. Allora Lino, ti ringrazio di questa telefonata, poi sentiremo se ha bisogno di documentazione io le do tutta. Grazie Lino, non sono io purtroppo, anche perché non posso farlo se volete vedere, però vediamo anche se riusciamo ad aiutare questo ragazzo. Se volete vedere... Sì, abbiamo capito Lino, purtroppo abbiamo anche capito cos'è. Ecco, iperattivo l'ha detto, ecco, ci sono questi problemi. Ecco, cosa vuole dire professor Previatello? Allora, da un punto di vista, diciamo, burocratico, il signore ha fatto bene a rivolgersi a un legale. Spesso e volentieri è l'unico modo per avere una risposta poi dalla scuola in casi strani come questi che adesso noi non conosciamo. Non possiamo dare giudizi affrettati, però sì, sembra anche strano che non gli vengano dato un accesso agli atti, insomma. Una sospensione di 4 mesi solitamente, ecco, vuol dire che il fatto deve essere estremamente grave, ma sì, forse anche più grave dello scoppio di un petardo, insomma, ci devono essere dei presupposti, insomma, abbastanza. Ad ogni modo, quando si parla però della iperattività, ecco, bisogna sempre tenere a mente che oggi è comunque una patologia riconosciuta e che all'interno della scuola deve essere tenuta in considerazione. Ho avuto dei casi simili, ne ho, e ci sono dei momenti dove questi ragazzi hanno bisogno, cioè non possono controllare, c'è chi non riesce a controllare il movimento, altri non riescono a controllare la parola, quindi in quel caso lì alcune volte, insomma, nella mia modesta esperienza, ho visto che magari verso la fine dell'ora riuscire a dargli un attimo di sfogo, cioè permettendogli, non so, di alzarsi. Di uscire anche un attimo. Anche di uscire, alcune volte avvicinarsi alla finestra, oppure dandogli attenzione, quindi dire: ascolta, vieni qua. Un po' lo si vede quando parte, no? Vieni qua un attimo, vieni qua con me, ascolta, dammi una mano a fare questo, accendimi la lavagna, prendi sto schema qua, distribuiscilo, intanto cala. Staccarli dal problema che hanno in quel momento. Cala la tensione e poi in alcuni casi, insomma, si vede proprio che è come se ci fosse un picco di adrenalina. Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno, devo andare anche in pubblicità. Io ho avuto una mamma che ha aperto un'associazione proprio per riguardo a questi ragazzi. Non diciamo nome, associazione, non diciamo niente. Però lei ha fatto un'accusa molto grave. Non vogliono mio figlio. Addirittura quando mi vedevano gli insegnanti col dito mi indicavano che ero io la mamma di quel ragazzo. L'ha detto qua dove è seduto lei. Io ho un dubbio. Non è che qualche dirigente non voglia questi ragazzi? In maniera, lo sospendo e mi tolgo il problema per un periodo, in maniera che non ho quel problema all'interno dell'istituto, della classe.
Perché mi viene anche questo dubbio? Perché lei sta spiegando molto bene, se tu capisci il problema, tu insegnante, tu dirigente, cerchi di risolverlo il problema, non di mettere la polvere sotto il tappeto che prima o poi risalterà fuori. Lo devi risolvere il problema, sì. Ma risolverlo vuol dire mettersi in gioco. E siccome io non ho nessuna intenzione di mettermi in gioco, sospendo il ragazzo per dei mesi, in maniera che vivo tranquillo e arrivo magari vicino, lo accompagno alla fine della scuola. Allora lei capisce che questo genitore si fa una domanda molto importante: ma la scuola è inclusiva o è esclusiva per qualcuno? Perché mi viene anche un dubbio. Se quel figlio, invece di essere il figlio di Lino, forse il figlio di qualcuno molto importante, questo dirigente avrebbe sospeso questo ragazzo per 4 mesi? Non mi viene un dubbio, può darsi anche che sbagli, ma mi viene un dubbio naturale a pormi questo. E perché la scuola, visto che abbiamo tutte queste associazioni di volontariato, tantissime, non riesce a intrigarli di più all'interno della scuola? Perché io dico sempre che la protezione civile non deve esserci solo quando si allaga una città oppure c'è un'emergenza ospedaliera. La protezione civile deve essere anche all'interno della scuola. Nel momento che io insegnante ho questo problema, devo essere supportata da qualcuno, come dice lei, che cerca di far staccare la spina a questo ragazzo. Durante anche questa pausa che fanno, perché no? Ma perché si deve dividere quello che può aiutare, come l'ha detto benissimo il dottor Busato, il mondo del volontariato, quando non chiede niente dell'appronto, basta solo che li chiamiamo, perché non si vuole, perché si ricordi, professor Previatello, dividi e ti impera. Questo è il motto purtroppo, e questo motto sta distruggendo la scuola, la sanità, perché se non arrivano cosa facciamo? Avete sentito l'appello? Okay? La solitudine che riguarda tutti, dai diversamente giovani ai giovani ragazzi. Quanti suicidi abbiamo? Come mai? Ci siamo posti questo problema? Come mai questo ragazzo si è suicidato? Famiglia, sì, ho capito, ma l'hai ascoltato? Hai capito come ha detto lei? L'hai guardato negli occhi che c'è un problema? Perché li vedi. Come mai non vedi? Quando io ho fatto l'esempio che sotto la loggia di Cavalieri ho visto queste ragazzine di 14 anni, se non li avevano neanche strafatte, professor Previatello, appena uscite di scuola, perché la scuola non era vacanza, e mi sono fermata, e molto aggressive, mi hanno insultato, ma io ho chiamato chi di dovere. Ma possibile che nessuno si sia accorto che c'era questo problema anche durante la lezione? Perché non erano, cioè si vedeva, come ha detto lei, cioè, ho detto, ma queste qua, cioè non si reggevano in piedi e nessuno vedeva, anzi la gente passava e le evitava perché aveva paura, e no, perché se mi fermo devo mettermi in gioco, devo ascoltare, devo fare, devo chiamare. Allora, dottor Busato, lei ha detto molto bene, se non ci fossero state queste associazioni di volontariato, anche l'ospedale avrebbe avuto dei problemi, però il direttore generale sapeva chi chiamare ed hanno risposto. Ma perché si è così restii a capire che c'è un mondo che può aiutarti, e qua parlo alla politica, oppure che deve andare solo quel mondo del volontariato, che lo dico tutte le mattine, che fa parte del cerchio magico, che è il campanile più alto perché sono vicino alla politica, perché ho tanti soldi. Non può funzionare così. Prima o dopo il campanile crolla, e se crolla il campanile crolla qualcosa di importante, che è l'obiettivo che noi abbiamo di aiutare le fragilità. Prego, dottor Busato. Io credo che questo è un problema annoso, ma bisogna portarlo ad avere una risoluzione, snellire tutta la parte di quello che è il mondo di volontariato, perché pensiamo insomma che, per carità, forse ci saranno anche certe situazioni, ma quelle che conosco io
sono situazioni tutte di gente per bene che al di fuori dell'orario di lavoro o in pensione si danno da fare per gli altri, quindi il loro obiettivo è cercare di fare del bene alle altre persone. E su questo devo dire che io ho sempre trovato risposte e devo dire che mai si sono tirati indietro anche quando erano... E professionalità, dottor Busato? Certo, anche perché sono tutte persone che non vengono buttate lì a fare certi servizi, hanno una formazione, fanno dei corsi per aiutare, ecco, a capire meglio, e quindi sono persone formate. Certo, sai che puoi dare determinati ruoli e chiedere alcune cose, ma quando te lo fanno bene, e grazie a Dio che esistono, perché veramente molte volte sono venute in nostro aiuto. E poi secondo me l'aspetto importante è quello del pubblico e privato. Cioè dobbiamo cercare, dobbiamo capire che il pubblico deve sempre e continuare a funzionare, perché ci sono cose che il privato non potrà mai, io parlo dal punto di vista sanitario, non potrà mai fare rispetto al pubblico, perché il privato guarda anche un suo tornaconto, perché essendo una struttura privata valuta anche quelli che sono gli aspetti economici. Ci sono alcuni, per esempio, interventi che nel privato avrebbero costi che non sarebbe in grado, ecco, di affrontare, per cui io credo che bisogna capire che la sanità deve essere e deve rimanere pubblica essenzialmente, cioè tutti quanti devono e possono accedere, dopo chi vuole va nel privato, ma non deve essere una strada obbligata verso il privato, deve essere una scelta, e quindi a livello politico affrontare anche questi aspetti, quindi dare i fondi, come il direttore generale diceva, cioè di avere, ecco, no, delle risorse anche per pagare le semplici cose che per noi sono semplici, ma il riscaldamento in un ospedale, noi sappiamo che aumentare qualche decimo di grado porta a costi di migliaia di euro all'interno di un reparto, e questi sono costi che vanno alla fine alla comunità. Il fatto di avere un tornaconto anche per l'USL, cioè di avere un supporto meglio economico, è estremamente importante, sono spese che vanno a incidere in un bilancio che già è estremamente centellinato, no, per le singole aziende sanitarie, e quindi questo è estremamente importante. E poi io credo che bisogna che anche noi cittadini riusciamo a fare un passo in più, cioè dobbiamo cercare di aprire i nostri occhi, avere il coraggio, come diceva Mirella, di fermarsi anche in certe situazioni, perché fa paura, lo so, quello che non si conosce, no? Ti fa paura, però dobbiamo cercare di non rimanere in quella parola, no, che mi è piaciuta e mi ha colpito, nell'indifferenza, perché in questo modo non andremo avanti, anzi avremo una regressione sempre maggiore, e chi ne risentirà? Ne risentiranno di più le fasce deboli, e tra questi siamo, non sono solo i senza tetto, altro, ma sono i giovani, perché è la fascia, ricordiamo, in alcuni momenti quella più debole e che ha bisogno forse di essere presa per mano e trainata anche. Pubblicità. Professor Claudio Previatello, docente di economia agraria e gestione del territorio, Istituto Agrario Bellini di Trecenta a Rovigo, assieme al dottor Enrico Busato, primario ostetrice ospedale Canfoncello di Treviso, e si parlava di aiuti, di fragilità, di sensibilità, di indifferenza. Allora, professor Previatello, cosa possiamo fare tutti assieme secondo lei? Che messaggio possiamo dare questa mattina alle tante persone che stanno ascoltando questo programma e che magari come questo papalino dice adesso telefono, chiedo, ma è giusto questo? Noi non sappiamo se è giusto, se è sbagliato, che come dice lei la situazione va analizzata e bisogna avere tutte le carte e capire. Però già capire che questo papà cerca di aiutare il figlio, cerca di aiutare anche se stesso, come faccio io per capire, per aiutare anche mio figlio, per capire come posso anch'io mettermi in gioco, perché bisogna anche sapere gestire le situazioni, non è che puoi diventare educatore dalla mattina alla sera su situazioni veramente importanti come l'iperattività ad esempio, ne parliamo? Prego professore. Allora, guardi, secondo me oggi
Vede, è una domanda che spesso e volentieri mi sono posto negli ultimi anni. Il mondo da solo non lo cambi, è impossibile. Però quello che si può fare ogni giorno, quello può cambiare il mondo, secondo me. E ognuno può fare la sua parte. Tante volte non serve fare gesti esorbitanti, fare chissà quali manifestazioni, perché vede, questo clima che c'è oggi di dividi et impera, come diceva lei, è fatto proprio di mandare sempre più davanti alla ribalta il messaggio mediatico di fare le rivoluzioni, di fare, strafare, però in verità ciò che conta veramente e che può far cambiare anche qualcosa dentro le persone sono i gesti semplici, quelli che nessuno vede, quelli che quando li fai e poi te ne dimentichi quasi di averli fatti. Perché? Perché vengono dal cuore e non hanno nessun tipo di seconda finalità. Madre Teresa di Calcutta cosa diceva, professore? Fai del bene e dimentica. Esatto. Parole sante, veramente può essere, sante. Secondo me, la soluzione che può portare anche un esempio per i giovani, perché vede, tutto questo individualismo, tutto questo voler essere davanti, creato anche, diciamocelo, dai mass media. Guardate i social network, che danni che fanno ogni giorno, guardate il mondo dei telegiornali, delle principali reti televisive, che danni che fanno, guardate tutti quegli individui che i nostri giovani prendono a riferimento, guardate i cantanti, guardate il Festival di Sanremo come si è ridotto. Io non lo guardo più da anni, perché quello non è una manifestazione della canzone italiana. A vedere della gente, dei pagliacci del genere che vanno davanti solo perché ci sono delle etichette che li pagano, li sovvenzionano. No, la serietà, serve riportare un po' di serietà, e la serietà si fa con i piccoli gesti, con il bene verso l'altro. Bisogna smetterla di odiarci uno con l'altro, perché questo clima alimenta quella gente che siede oggi nei banchi dei nostri governi di tutte le nazioni, che si pensano a fare la guerra e tolgono magari i fondi alla sanità per armare un esercito che va ad ammazzare un altro una persona uguale a me. Ma chi me lo fa fare? Ma io perché devo andare in guerra da un'altra parte, quando invece la soluzione ce l'hai davanti agli occhi? Guarda quello che ti sta vicino a casa se ha bisogno. Oppure, se hai qualcosa di irrisolto, cerca di risolverlo, parti da lì. Se tutto questo parte dal basso, è inutile, dall'alto c'è una logica del profitto. Se non fa più profitto fare la guerra, si inventeranno la pace. E in effetti poi arriva, perché prima o dopo arriva la pace e devi ricostruire tutto, però hai perso la storia, hai perso tanta storia. E perdere la storia vuol dire perdere la nostra identità, e questo non può avvenire. Dottor Busato, come ci saluta, che messaggio vuole dare, soprattutto prevenzione, che numeri abbiamo? Ecco, queste donne che veramente hanno creato tante associazioni per fare prevenzione, per aiutare. Prego. Ma io credo che, prima di tutto, volevo così lasciare anche un messaggio, ecco, no? Dobbiamo cercare di far nostre essenzialmente due aspetti, due parole che secondo me sono magiche, come il professore diceva. Uno è la speranza. La speranza ormai l'abbiamo persa, no? Nel futuro, in quello che succederà, siamo negativi e pessimisti, e quindi cambiare, ecco, avere la speranza e l'ottimismo. Io credo che se riuscissimo a far nostre queste due parole, molte cose potrebbero cambiare. E per quanto riguarda la prevenzione, ricordo che c'è stata, ecco, 2 giorni fa la giornata per la prevenzione anche del cancro della cervice, del collo dell'utero. A marzo ci sarà la giornata mondiale del papilloma, contro il papillomavirus. Credo, ecco, che sia estremamente importante non dimenticarci che la prevenzione è una delle prime armi ed è la prima terapia che possiamo avere. Cioè, prevenire significa non arrivare in situazioni dove poi l'intervento diventa un intervento molto importante e che può anche essere evitato. Ricordiamo per esempio il vaccino contro il papillomavirus, che io non mi stanco mai a dirlo, ecco, è l'unico vaccino che previene un tumore, e questo io credo sia fondamentale.
ricordiamoci i nostri figli, se sappiamo, i nostri nipoti, ecco, e anche i maschietti, perché sappiamo che anche i maschi hanno la vaccinazione contro il papillomavirus. L'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2030 si era posto 2 obiettivi: riuscire a vaccinare almeno il 90% delle ragazze ai 15 anni e arrivare a fare 4 pap test nella storia della vita della donna. Se si riuscisse ad arrivare a questo, si porterebbe a una riduzione di circa 300.000 decessi per tumore del collo dell'utero, che non è un numero da poco. Quindi alle volte, no, anche in questo atteggiamento ricordiamoci, ecco, di volerci bene, ma non solo il bene per noi stessi e fine a noi stessi, ma anche per evitare poi, no, di trovarci di fronte a certe situazioni dove dici: se avesse potuto prima non si sarebbe arrivati a questo. Abbiamo Sandra da Padova, poi saluto gli ospiti. Vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno ai sempre bravi e graditi ospiti. Io volevo dire una cosa: sono d'accordo sia col dottore sia con il professore. Posso citare un mio esempio, perché direi le stesse cose che hanno detto loro, dunque non è il caso. Io ho fatto l'avviamento commerciale, ai miei tempi c'era le medie e l'avviamento commerciale, che era un futuro, era una ragioneria e avevo un sacco di materie, devo dire. Io ero molto brava a scuola, però ero anch'io iperattiva, però piano ero iperattiva, nel senso che non è che mi alzavo dal banco, perché una volta erano molto severi, Mirella, però magari chiacchieravo, però avevo molta memoria e questo mi ha salvato, diciamo, dall'esito di quello che era la votazione della scuola. Mi ricorderò sempre in prima veloce Sandra, perché sono proprio in chiusura. Ecco, in prima avviamento commerciale c'era la riunione, i primi 3 mesi per parlare con i genitori. Allora mia mamma, poverina, un po' una donna semplice, è venuta con la mia zia giovane che aveva fatto le stesse scuole, e tutti i professori, io avevo 9, ha detto: questa ragazzina fatela studiare perché è un peccato. Mia mamma, nella sua ignoranza, nelle possibilità anche economiche, perché io ero la più vecchia, ha detto: no, mi fiora andare a lavorare. Io l'anno dopo, Mirella, ti giuro, non studiavo più. Non avevo più il 9, avevo 6 e mezzo, ma perché vedevo il mio futuro scolastico troncato. Però dopo non è che incolpo mia mamma, però devo anche dire una cosa: erano altri anni, Mirella, e la forza lavoro e le entrate economiche erano abbastanza. È proprio così. Grazie Sandra, devo chiudere perché non ce la faccio, ma sei stata molto chiara. Ecco, troncare questo studio a livello psicologico veramente ti annienta, dici: ma allora chi sono? Ecco, come quel ragazzo ha detto: non so più chi sono. Allora, però io volevo chiedere, grazie Sandra, poi il professore velocemente risponderà, l'ultima cosa, dottor Busato: perché l'uomo fa così fatica a fare prevenzione? Fa così fatica a parlare del proprio corpo, del proprio male? Si parla di calcio, non c'è nessun problema, però mettersi in gioco, anche farsi visitare, fare prevenzione è difficile. Anche qua culturalmente non ci siamo proprio, nonostante il 2025, o sbaglio, dottor Busato? No, è vero, come uomo magari ti pensi, no, di non avere grossi problemi perché ritieni di essere più forte, no, che la malattia non ti colpisca. Fare prevenzione anche dai 50 anni in poi, anche per la prostata, ecco, no, semplicemente, ma anche altre cose. Non è facile, proprio perché ci si ritiene, mentre la donna invece nell'ambito mio lavorativo vedo che è molto più attenta. Ogni anno e mezzo lei fa il suo controllo di routine, anche se non ha una patologia, però è abituata a questo. L'uomo no, l'uomo non riesce a portare questo aspetto di prevenzione su di sé. E quindi il più delle volte, no, quando ci si trova di fronte ad una situazione magari è avanzata, è troppo tardi. Penso che questo forse
devo dire che anche l'uomo ha più paura della donna, anche se non sembra, ma ha più paura, e quindi è più semplice mettere la testa sotto la sabbia, no? E far finta che non ci sia niente e andare avanti e trovarsi poi in situazioni più difficili. Si sta cambiando, è un po' anche questo, però è un aspetto culturale che è sempre stato difficile, secondo me, scardinare questo. Io appunto anche col dottor Agnello Santoro mi è venuto anche uno slogan molto facile: più prevenzione, meno pannolone. Siccome l'uomo è il terrore del pannolone, forse se fa più prevenzione anche questo aiuterebbe a capire che quando arrivi al pannolone, perché molte volte non hai curato il tuo corpo, non l'hai ascoltato, non ti sei fatto visitare, certo, perché la prevenzione non fa parte del tuo modo di pensare, e invece poi arrivi al pannolone che ti terrorizza. Noi l'abbiamo da piccoli, ce lo portiamo quasi per tutta la vita, loro invece non lo sanno, e la prima cosa è il terrore di questo, però devono fare prevenzione. Questo è il messaggio che io voglio lanciare, dottore. È importante, secondo me, cominciare dentro le scuole, no? Oltre a tanti aspetti, entrare anche lì e portare la prevenzione, ma soprattutto l'informazione, perché adesso sembra che sappiano tanto, perché con i social il dottor Google, no? Come chiamo io, cura tante malattie, ma purtroppo le cura in maniera non corretta, e forse entrare con degli specialisti che spiegano e che danno, ecco, le informazioni di cui alla fine i giovani hanno bisogno, perché certo, io vedo andando nelle scuole poi hai un ritorno molto elevato, ti ascoltano, capiscono, e forse questo è anche un modo per cercare di aiutare a fare una migliore prevenzione. Ad esempio la sessuologia, ecco, non c'è questa figura, loro non conoscono il corpo, come dice il dottor Busato, pensano di conoscere, non hanno rispetto del proprio corpo, basta vedere, diventa un oggetto di piacere quando voglio e basta, ma è un oggetto, non c'è questo rispetto del corpo. Questo si deve fare anche all'interno della scuola. Come ci saluta, professor Previatello? Allora, intanto rispondo alla signora che aveva chiamato poc'anzi. Mi dispiace molto per quella sua situazione. Purtroppo, ecco, penso che stroncare mentalmente sia peggio che stroncare fisicamente, perché quando una persona la si annienta dal punto di vista intellettuale, beh, è peggio che averla ammazzata. Ecco, una cosa che spero non si ripeta nei ragazzi di oggi, perché se una persona vuole arrivare, arriva. Magari non sarà al 100% di come l'aveva immaginato, ma arriva. Grazie, grazie anche al professor Claudio Previatello, grazie al dottor Enrico Busato. Pubblicità. Allora, questi sono i ragazzi della Colletti che hanno scritto questi bigliettini per ricordare questa giornata importantissima, che non deve essere solo quella giornata, ma tante giornate. Prima di presentare gli ospiti ci terrei a leggerli. Credo che la giornata della memoria sia importante anche per far ricordare alla gente che è soprattutto ai campi di concentramento che tutto il male e la sofferenza che hanno passato non verrà dimenticato dal mondo, anche come segno di rispetto nei loro confronti. Questa giornata deve essere ricordata per la gravità che è successa, perché è stata bruttissima. Le persone ebree che sono state uccise erano umani come noi, quindi queste persone le dobbiamo ricordare come esseri umani. Questo razzismo spero che non succeda mai più. Per me la giornata della memoria è importante da ricordare per non commettere le stesse crudeltà del passato, per non reprimere tutte le persone morte. Penso che la giornata della memoria, oltre a ricordarci quello che è successo, ci ricorda anche i pregiudizi e la libertà che abbiamo oggi, come quella di predicare la propria religione senza essere giudicati.
Presento subito gli ospiti. Vicino alla Mirella c'è Don Giovanni Kirchner, grazie di essere qui Don, veramente grazie, assieme a Federica Ortolan, sindaco di Carbonera, Lega Centrodestra. Allora, io partirei proprio, buongiorno e grazie, da lei Don. Questi giovani che scrivono, questi ragazzini, ma non sono sensibili, ma la morte non li riguarda, la storia non li riguarda, è passato, non è il presente, il futuro per loro deve essere un'altra cosa. Cosa dice Don Giovanni? Ma io ho davanti un po' l'immagine del campetto là della parrocchia nostra, no? Che di fatto nel quartiere è l'unico campo dove possono giocare a calcio che sia aperto, cioè dove non devono chiedere per entrare, ma è sempre aperto perché non ci sono recensioni. E in quel campetto là io li vedo che giocano sempre tutti insieme, italiani, stranieri, bianchi, rossi, gialli, cioè loro credo che neanche si accorgano, neanche lo sanno della diversità di uno dall'altro, da dove viene. Loro giocano a calcio, si guardano i piedi, si guardano le facce, ma in partenza loro non hanno una percezione di differenze, di razze, di etnie, no? È più una cosa appunto che viene da altrove rispetto a loro, non ce l'hanno dentro loro, gli arriverà da qualche altra parte, non lo so, però istintivamente loro stanno insieme, insomma, e tra l'altro stanno insieme anche di età diverse, arriva quello di 30 anni, fanno giocare anche lui, arriva quello più piccolo che magari è un po' più freddo, ma fanno giocare anche lui, cioè, tra di loro io vedo una grande tolleranza, apertura, accoglienza, ecco. Fatto bene a dirlo, Don. Sentiamo come commenta Federica Ortolan, questa sindaca, che anche lei in prima linea con questi ragazzini terribili, come li chiama Mirella, ma sotto a sotto poi alla fine se li prendi uno a uno sono come neve al sole che si sciolgono perché non c'è più il branco, hanno il sindaco davanti, devono rispondere al sindaco e devono rispondere ai genitori se ci sono o che non difendono l'indifendibile, e soprattutto loro devono stare tra di loro, ecco, devono giocare soprattutto, dobbiamo imparare a frequentare di più, farli andare su questi campi che li abbiamo, anzi dopo chiederò anche al sindaco una cosa, ma lei lo sa già, molto importante. Allora, com'è la situazione intanto, sindaco, anche rispetto a quello che ha detto Don Giovanni Kirchner? Allora, le stesse dinamiche comunque le notiamo anche noi nel nostro comune, e penso che le famiglie prima di tutto, prima di in qualche modo insegnare i pregiudizi, dovrebbero insegnare il rispetto. Insegnare il rispetto verso l'altro, verso la cultura, verso la religione e anche verso il patrimonio pubblico. Questo a prescindere dalla loro, in qualche modo, dalla loro nazione di provenienza, perché comunque sono inseriti in una comunità dove tutti hanno dei servizi, tutti hanno delle possibilità, e questo sistema in qualche modo li offre a tutti quanti pariteticamente dei servizi, ecco. E quindi deve esserci un senso di rispetto. Purtroppo invece vediamo che un po' in maniera generalizzata c'è poco rispetto delle strutture. Cioè noto che anche le parrocchie stanno cercando comunque di preservare i loro luoghi, perché per esempio nel nostro caso alcune parrocchie sono state bersaglio di atti vandalici, di ragazzi, nel nostro caso assolutamente italiani, che hanno messo a soqquadro per esempio i servizi igienici della parrocchia di Mignagola. Era un luogo aperto a disposizione di tutti, che potevano usare anche loro, e si sono divertiti a vandalizzare questi luoghi. Mi piace questa puntualizzazione che ha detto italiani a tutti gli effetti, perché sembra, io lo dico quasi tutte le mattine, la ringrazio sindaco di aver puntualizzato questa parola, che dicono il diverso è quello, specialmente il marocchino, è quello che ne fa di tutti i colori, è quello che temiamo di più. Ecco, questo colore anche della pelle, il nero poi non ne parliamo. Io ho avuto i ragazzi dell'Istituto Sansovino di Oderzo, lo dico sia al Don che al sindaco, questa ragazza di colore che ha detto che c'è il razzismo, che lei lo vive. E questi ragazzi italiani, come ha detto la sindaco, i nostri, come si dice oggi, i nostri, hanno detto è vero che c'è.
Lo sentiamo, l'hanno detto loro, lei era seduta qua e loro erano seduti là, perché io li lascio parlare, sento. Allora, come dice il don sindaco, non è che poi ci sia qualcuno che invece accende sta fiammella, che questa fiammella non può difendersi perché è fragile, non riesce a difendersi, c'è qualcuno che la domina e voi siete voi responsabili della salute dei cittadini, perché la porta dove bussano è la vostra, non c'è niente da fare, le forze dell'ordine lo stesso. Ecco, come fate a difendere? Avete poche risorse, avete la coperta più corta con dei problemi enormi. Ecco, cercate di fare il massimo, ma come fate a dare risposte? Perché per rispondere bisogna investire sulla comunità, investire sulla famiglia. Prego, Sindaco. Allora, sicuramente c'è da fare un lavoro partendo dai più piccoli, infatti diciamo i destinatari privilegiati di alcune iniziative sono proprio le scuole, perché da lì si formano le menti, ecco. E l'atteggiamento è sempre quello di cercare di preservare l'armonia, appunto infondere il senso di rispetto verso l'altro, verso le istituzioni, verso il patrimonio. È un progressivo lavoro che viene poi condotto in maniera differenziata, che sia all'asilo, che siano le elementari, che siano le medie. Si toccano i temi, insomma, via via sempre più delicati, ecco, man mano che cresce l'età. Per fare questo comunque ci vogliono risorse e ci vogliono anche persone disponibili a occuparsene e una grande collaborazione con la scuola, perché deve essere in primis individuato comunque un team di docenti che è diciamo, pronto ad accogliere questo tipo di attività, perché nell'orario scolastico sappiamo che di attività ce ne sono molteplici, ecco. E quindi bisogna cercare di trovare anche una sinergia con gli insegnanti. Diciamo che non è un lavoro impossibile da fare, però necessita di tanto impegno, ecco, e anche di risorse economiche. Ma io ho visto che il problema dei ragazzi è anche che loro si sentono in qualche modo partecipi, coinvolti, no? Loro perché distruggono le cose? Ma perché non le sentono loro, perché vogliono fare qualche esperimento così di devianza per sentirsi un po' così bravi. Anche a noi è successo queste cose qua. E di solito la risposta che funziona meglio è quella di parlare con questi ragazzi, in qualche modo renderli partecipi, no? Dire, ma senti, questo posto è anche tuo, puoi venire qua quando vuoi, hai bisogno di qualcosa, mi aiuti a tenere un po' in ordine, lo so che non sei tu, ma dillo ai tuoi amici, no? In qualche modo coinvolgere nella gestione, ecco. Poi c'è da dire anche una cosa, che io, queste cose non è che capitano solo adesso, ecco, e forse esagerare la gravità non aiuta neanche ad affrontarle, no? Faccio questo esempio: noi abbiamo avuto diverse incursioni dentro il nostro oratorio, di giorno e di notte, e allora abbiamo riutilizzato una grata che chiudeva le scale per impedire che almeno salissero sopra. E questa grata è lì da 30 anni. Perché? Perché evidentemente anche 30 anni fa andavano dentro in oratorio e qualcuno mi ha detto: guarda, se vuoi ti dico anche chi era. E 30 anni fa evidentemente erano italiani, dice adesso sono un po' più grandi. Ecco. Quindi sono dinamiche che forse ci sono sempre state. Ecco. E credo che la risposta più efficace sia quella di cercare di coinvolgere le persone a partire dai ragazzi, perché purtroppo non sempre le famiglie ci sono in grado di farlo, ma che i ragazzi si sentono un po' responsabili del luogo, che poi anche loro, perché lo sfruttano, lo usano. C'è stato un momento così, credo che anche simbolicamente abbia il suo senso, no? L'anno scorso c'era qualche, non so cos'erano, gli europei di calcio, qualcosa del genere, e c'era la partita Italia contro l'Albania. Allora, vedere la partita fuori in oratorio col maxi schermo con i ragazzi albanesi del quartiere, i quali a volte appunto combinano guai, però è stato un momento in cui loro sono sentiti in qualche modo come gli altri dentro, no? Ecco, inclusi, questa parola qui. Ecco, inclusi vuol dire non solo che c'è un posto, ma che in qualche modo tu anche ci metti qualcosa di tuo, sei in qualche modo responsabilizzato, hai un minimo di ruolo, ecco, ma io devo in qualche modo riconoscertelo, no? Cioè non sei solo uno che io devo educare, dirigere, comandare, ma sei uno col quale cerco in qualche modo di collaborare, anche se hai 16 anni, 17, insomma. Allora,
prima ha chiamato un papà, Lino da Cittadella, che era molto preoccupato perché il figlio, non abbiamo capito bene cos'è successo, però quello che abbiamo capito, ha un ragazzo iperattivo ed è stato sospeso dalla scuola per 4 mesi. Questo papà vorrebbe anche capire perché, capire come aiutare questo figlio, ma non ha neppure il verbale di quello che è successo. Tanto è vero che ha preso un avvocato. Però io sono convinta, e questo ragazzo, ha detto Lino, sta vivendo molto male questa situazione. Ecco, a livello psicologico ancora peggio. Io penso che la domanda che si fa Lino sia importante, l'ha detto lei, poi sento anche il sindaco. Ma la scuola è inclusiva o no? Come diceva il sindaco, la scuola dovrebbe fare la scuola, poi devono fare anche gli assistenti sociali, i psicologi, i vigili urbani, cioè non possono fare tutto a scuola. Oppure dobbiamo dargli altre risorse, altro personale. Quindi perché se un insegnante insegna la sua materia è già molto, che poi debba riuscire a rapportarsi con le famiglie di quelli in difficoltà è impegnativo, non ce la fanno proprio, credo, anche non solo come orario ma anche proprio come energie loro. Quindi se pensiamo che la scuola sia una risorsa importante, che penso lo sia, però bisogna anche dargli una mano, dargli più persone, dargli non solo insegnanti ma anche educatori, investire, che vuol dire soldi, stipendi, persone. Quello vuol dire. Sindaco? Allora io a questi genitori consiglierei una cosa, sicuramente di confrontarsi col preside, con gli insegnanti, chiedere un incontro per andare insomma a capire le motivazioni e poi successivamente interfacciarsi anche con i servizi sociali per individuare delle attività extrascolastiche da condurre col ragazzo per cercare di in qualche modo evitare intanto anche la dispersione scolastica, perché dopo 4 mesi di sospensione penso che uno non torni a scuola neanche volentieri, ecco, e capire se ci sono delle attività sostitutive da fare. Ecco. Penso che ci sono anche delle risorse che hanno a disposizione per questo i comuni, magari cercare di avviare un progetto. Ma non è, sindaco, che forse anche questo dirigente, adesso io non so, non conosco, oltre, vabbè, ha deciso di sospendere, ma come dice lei, ma dopo come lo affianco? Mi pongo questa domanda, perché a livello psicologico, se poi un ragazzo iperattivo, sappiamo che non è colpa sua, perché è una patologia purtroppo, e non è facile gestire. Io prima avevo un professore, il professor Previatello, che ha detto bisogna che anche l'insegnante sia una missione, una passione, la devi sentire. Quando io entro in classe è come salire sul Monte Bianco, vedo chi sono i miei ragazzi, quelli che hanno più problemi, li sento, li vedo, cerco di capire il problema che hanno, magari anche con l'iperattivo, magari lo faccio venire vicino a me, gli faccio fare qualcosa, lo distrao in quel momento, oppure lo faccio guardare alla finestra, lo faccio uscire, capisco che in quel momento lui ha bisogno di qualcosa che io gli devo dare, proprio perché è l'ascolto che faccio. Cosa dice Don? Ma sono proprio tutti così, oppure c'è qualcuno che la cosa più semplice è firmo la sospensione e arrangiati come dice questo papà? Io cosa faccio? Come faccio a aiutare mio figlio? Devo avere anche le competenze per farlo, al momento non le ho, prego. Allora, siccome io conosco diversi insegnanti e anche lì nel nostro quartiere diversi abitano là, tendenzialmente io starei dalla parte degli insegnanti, che non vuol dire essere contro i genitori chiaramente, però io credo che veramente la scuola si trova a dover affrontare dei problemi che sono più grandi di lei, per cui non ha le risorse. Siamo tutti d'accordo che fare l'insegnante è una missione. È anche vero che gli stipendi degli insegnanti italiani sono tra i più bassi nella media europea. Allora, se noi, è vero che non è che si paga, diciamo, l'impegno, però è anche vero che se noi vogliamo dare importanza a questa professione, forse anche un riconoscimento economico in più, non è semplicemente i soldi in tasca più che ti vengono, ma è proprio la qualifica, no? Il prestigio sociale. No? Noi sappiamo, cioè, una volta come ci si rapportava con gli insegnanti, no? Con grande deferenza, con grande rispetto. Adesso non c'è più questo, no? I ragazzi stessi non rispettano la figura dell'insegnante. Allora, questo non vuol dire che gli insegnanti hanno sempre ragione e che le famiglie hanno sempre torto. Però vuol dire che se noi chiediamo alla scuola questa missione educativa, forse bisogna anche riconoscere delle risorse in più.
O anche, come diceva il sindaco, non considerare la scuola come un pianeta a parte, ma aiutarla anche con altre iniziative che possono essere il dopo scuola, che possono essere altre cose nel territorio. Ma siamo sicuri che la sospensione serva proprio a questi ragazzi? Oppure aiutarli, anzi a frequentare ancora di più la scuola, anche nel dopo scuola, anche nel pomeriggio? Sicuramente non serve ai ragazzi, sicuramente serve alla scuola, nel senso che si salva, certo, però non sempre noi riusciamo a fare tutto. Cioè, anch'io mi rendo conto che alle volte io non riesco a aiutare tutti e alle volte rinunci perché fai qualcosa per qualcuno e non lo fai per qualcun altro. È chiaro che questo ragazzo e questa famiglia ha bisogno di un aiuto, non è detto che quella scuola lì magari sia in grado, io non la conosco chiaramente, certo. Però non è detto che la scuola lì sia in grado di farlo. Però quello che dobbiamo capire è se vale la pena di sospendere o se vale la pena di lavorare sul ragazzo e sulla famiglia, anche come ha fatto il sindaco, anche se è difficile, anche se non si può aiutare tutti, ma iniziamo ognuno a fare la propria parte, mettendo le risorse che abbiamo in campo. E qua, e lo ho detto anche prima, dovremmo coinvolgere più il mondo del volontariato, che aiuti i sindaci, come lo stanno già facendo, che aiuti il mondo sportivo, che aiuti il dopo scuola, perché li abbiamo. Non è possibile che noi abbiamo questa marea di mondo del volontariato, però dividi et impera ognuno per conto suo. Nel caso di bisogno, bisogna sapere a chi rivolgersi per farsi aiutare. Abbiamo associazioni culturali, sportive, abbiamo di tutto e di più, però tutti isolati, i famosi campanili, certo. Chi ha il campanile più alto riesce a arrivare, chi no. Prima di dare la parola abbiamo Luciano da Desenzano, veloce Luciano, salutiamo anche Desenzano dal Garda, prego. Sì, buongiorno a tutti, veloci Bidella, abbiamo tante piccole cose da dire, niente sui giovani. I giovani purtroppo faccio sempre quando eravamo giovani noi, queste cose non c'erano. Eravamo colpiti prima di tutto dalla paura del padre, dei genitori, no? Quando spaccano, i giovani spaccano su, dovrebbero mandare il conto ai genitori, dovrebbero mandare il conto. Un'altra piccola cosa, ma qua si continua a parlare aiutami, io porto il nome e cognome del terzo figlio di mio nonno, fratello di mio padre, che l'ha sepolto in Germania. Continua a parlare del nazismo e fascismo, ma dei 70 milioni fatti da Mao Zedong e 60 milioni fatti da Stalin, di questi i nostri giovani non sanno niente neanche di questo, perché in questi giorni ho sentito che i giovani non sanno niente del fascismo, ma sanno niente neanche del comunismo, sanno niente. Dovrebbero, a scuola, io sono andato fino a 18 anni a scuola, non ho mai sentito parlare di politica, di niente, ma dovrebbero insegnare un po' di tutto, e dopo dovrebbero essere colpiti dalla legge, dovrebbero essere. Un'altra piccola ultima, Mirella, lasciamela dire. In Sicilia, 10 anni fa, c'era il ministro Alfano, governo Monti mi sembra, un migrante africano va fuori, uccide moglie e marito, 70 anni, violenta la donna, la butta giù dalla finestra, e la figlia, l'ho visto diverse volte in televisione, dire Alfano mi telefoni, era il ministro degli interni, Alfano mi telefoni. L'altra, Cabobo, a Milano, 3 morti, uno aveva 23 anni. Io non ho visto fare scioperi degli italiani contro gli stranieri. Perché hanno fatto tutto questo casino per questo Rami che è scappato? Vi saluto, buongiorno Abbiamo a tutti. sentito le riflessioni di Luciano da Desenzano, prego sindaco. Ecco, anche rispetto a quello che si parlava prima con il don, sono parole importanti quelle del don, forse dobbiamo tutti in quanti, sì, bisogna investire anche economicamente, ma bisogna fare anche comunità don, perché se tutti o molti di noi si girano dall'altra parte e non vogliono risolvere il problema, non si va da nessuna parte, perché chissà quando la politica si accorgerà di questo, ma intanto ci siamo noi che dobbiamo fare comunità,
famosi cortili che c'erano una volta, l'aiuto, il sostegno. Prego, Sindaco. Allora, tornando al discorso di prima del ragazzo, cioè ci rendiamo conto che una sospensione di 4 mesi comunque è particolarmente singolare. Cioè, vuol dire che ci sono delle motivazioni molto serie sotto, perché prima di arrivare a un provvedimento del genere penso che anche gli insegnanti si siano riuniti col preside, cioè sia stata anche una decisione collegiale. Probabilmente la classe non è in grado di aiutare questo ragazzo, non ha gli strumenti adatti e probabilmente questo ragazzo magari ha bisogno di un supporto in più, quindi va individuato un po' il procedimento per arrivarci. Può anche essere che questo ragazzo abbia bisogno di una valutazione, che abbia bisogno di una certificazione, che abbia bisogno di un insegnante anche di sostegno. Questo non vuol dire che il ragazzo venga valutato, venga in qualche modo schedato negativamente. Può anche, il sostegno può anche esserci per un periodo e poi non esserci più bisogno di questo supporto, ma almeno lo si indirizza in una certa maniera, lo si guida nello studio, nell'atteggiamento con i compagni e quant'altro. Questo a beneficio suo e a beneficio della classe. Quindi sinceramente bisognerebbe veramente andare a vedere la situazione nello specifico. Infatti andrò a vederla perché mi intriga tanto questo caso. Sindaco, lei è anche avvocato, per sentire un padre che ha voglia di... commercialista. Come le voglia? Ancora un pezzo come conti, perciò ancora meglio, abbiamo ancora meglio i conti. Meglio fare no, anche perché questo papà che vuole aiutare, che vuole essere aiutato, è un papà che si mette in gioco. Ditemi come devo fare, perché non serve solo l'avvocato, io ce l'ho l'avvocato ma non vado avanti, cosa devo fare? Perché peggioro la situazione di mio figlio, che lo vedo, capisce che c'è tanto da capire, però cercheremo di capire come aiutare appunto questo Lino che ha avuto il coraggio di chiamare e di dire quello che pensa in diretta. Ecco la nostra cara Giulia. Ciao cara Giulia, ti ho pensato, come stai? Sì Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi cari ospiti, alla signora Sindaca e al padre. Mirella, non sono stata molto bene perché mi curavano per una lombosaltalgia, invece avevo 2 fratture, Mirella. Adesso sto andandomi a fare le terapie. Allora Mirella, ti ringrazio che mi hai chiesto come sto, infatti stavo poco bene Mirella, non ti ho chiamata per quello. Volevo dire Mirella riguardo della giornata della memoria. Allora tu sai Mirella che io ho avuto un papà che ha fatto la prigionia in Sudafrica, è stato fatto prigioniero dagli inglesi, e allora volevo dire Mirella, ma perché dobbiamo guardare gli altri? Dobbiamo guardare qua da noi la nostra memoria, perché Mirella guarda che sono stati i nostri fascisti Mirella a consegnare i nostri ebrei a Hitler. E allora perché non dobbiamo difendere l'indifendibile? Perché Mirella i gloriosi partigiani non hanno avuto il tempo di uccidere lo sì Mussolini, ma farlo sparire Mirella, perché così non avremo questi deficienti, scusami la parola, che vanno a alzare il braccio per onorarlo, perché ne ha combinate di tutti i colori, ha fatto i rastrellamenti a Venezia, dappertutto, sono stati buttati fuori come bestie. E io Mirella mi sento rappresentata dal nostro caro Presidente della Repubblica, che spero che il Padre Eterno ce lo lasci per tanto tempo, perché non mi sento rappresentata da tutti, specialmente dalla Presidente e da tutti quelli che sono là, solo per quello che hanno combinato a restituire un torturatore che vada ancora a torturare. Ma guarda Mirella che i diritti internazionali dell'AIA se li abbiamo firmati noi italiani. La Presidente dovrebbe studiare e dire le cose giuste, non le falsità che dice in televisione che magari tanta gente gli crede. Ti ringrazio Mirella, vi auguro a tutti una buona giornata dello spazio che mi hai dato e ciao Mirella. Tu sì che fai tanto Mirella, perché tu non parli ma fai Mirella,
e speriamo che tu possa fare ancora per tanto, perché hai fatto, lo farai e ti auguro tanto bene, Mirella, a tutti quanti. Buongiorno a tutti. Grazie cara Giulia, riguardati, abbiamo sentito anche le riflessioni di Giulia. Il problema è che la storia è storia, i numeri sono numeri. Io ho avuto uno scienziato che mi ha detto, quando agli ospiti lei si faccia dare i numeri, ecco qua la commercialista, i numeri non si possono cambiare, i numeri sono numeri, però vanno spiegati, vanno dati anche i numeri corretti. Abbiamo i numeri corretti, secondo lei, della situazione che viviamo? Oppure abbiamo dei numeri che traballano conforme chi li racconta e chi dice, oppure poi che noi diamo i numeri nel vero senso della parola, perché siamo nella confusione totale. Prego, Don. No, ma di solito si dicono cose vere, no, i numeri sono giusti, ma alle volte si dicono cose parziali, no? Se io presento un bilancio e dico che ho 10 milioni di entrate, bellissimo, però bisogna vedere quante uscite ho, no? Perché sennò non vale, no? Ecco. Allora, dico sui morti della seconda guerra mondiale, visto che parlano di questo, certo tutti sanno che sono morti 6 milioni di ebrei, e questo è assolutamente vero, è assolutamente tragico, orribile, no? Ecco. Poi certo mancano i numeri degli altri, no? Chi sa quanti tedeschi sono morti, quanti russi sono morti, quanti... E poi i numeri a volte un po' anche nascondono la realtà, no? Io una volta andavo qui, i ragazzi, con i giovani, a Giavera, c'è un cimitero di guerra inglese, no? Un po' come quello che c'è a Tezze, no? E sono quei cimiteri inglesi anche belli da vedere se non fossero cimiteri, no? Con l'erba. E lì a Giavera ci sono, credo, 200 tombe, no? Lì andavo qui i ragazzi e andavamo uno per uno, no? E allora dice, guardavi, questo aveva 20 anni, no? C'era la data di nascita, questo invece aveva 40 e c'era scritto la tua cara moglie, no? Quindi questo era poi c'era quello che non aveva la croce, ma perché era ebreo, aveva i sassetti lì. Allora a quel punto non sono più 200 morti, ma sono uno più uno più uno, e ognuno ha la sua storia. E allora il peso, il significato è un po' più profondo, un po' più forte, no? Perché dire 6 milioni di ebrei morti, sì, è un numero impressionante, però non dà in realtà lo spessore della sofferenza. Ce l'hai se cominci dal primo e dici questo chi era, com'era, dove veniva. Allora, Vede, supporto quello che dice, perché io ho avuto proprio l'Istituto Sansovino che sono andati ad Auschwitz. Hanno portato questi ragazzi ad Auschwitz. Non ho qua i loro pensieri che me li hanno scritti, però come dice lei, un conto è leggere i numeri, un conto è toccare con mano la realtà che è successa in quel luogo, il cimitero, Auschwitz. E i biglietti, da quello che scrivono, dai biglietti traspare la sensibilità di questi ragazzi. Mi sembrava di sentire l'odore. C'era un silenzio assordante che mi terrorizzava. Mi sembrava di vedere queste persone, questi bambini che andavano cantando nei forni crematori. Questi ragazzi che hanno toccato con mano sono diventati dei protagonisti di Auschwitz, della tragedia. I numeri sono numeri, però farli vedere, fargli toccare la storia, che riguarda anche loro, perché se sono vivi e sono qua in merito di queste persone che sono anche morte, forse è questo che dovrebbe fare anche la scuola. Ecco, intrigarli di più con la storia, portarli nei luoghi. Ieri abbiamo visto Dio ti salvi Perin che ha fatto questo percorso del Piave, della nostra storia, l'ospedale sulla grotta, ma chi è che la va a vedere? Anche qua ho detto ai sindaci, perché non fate anche voi di percorsi culturali? Avevo il sindaco di Fossalta di Piave, ha detto anche lei, benissimo, è vero, bisogna fare così, queste lettere, queste storie, queste foto, metterle nelle scuole, fargli per spiegare, come dice il Don, questa è la storia. Ecco, si può fare questo, lei lo farebbe nel suo municipio, nelle sue classi, invitare questi ragazzi a vedere la storia che li abbiamo le foto, le lettere.
Allora, guardi, Mirella, fatalità, la scorsa settimana è stato fatto un incontro venerdì scorso organizzato con le terze medie dell'Istituto Comprensivo di Carbonera e hanno appunto invitato la professoressa Meneghetti dell'Istresco e i ragazzi poi hanno anche suonato la musica di Schindler List del film, quindi erano anche protagonisti in quello, e poi hanno ascoltato una testimonianza di un cittadino di Carbonera i cui genitori sono stati individuati tra i giusti tra le nazioni dallo Yad Vashem. E la professoressa Meneghetti, che è bravissima, ha proprio raccontato quella che è stata i campi, diciamo, che non erano di concentramento, diciamo di sterminio a Treviso, ma erano, scusate, di concentramento, e ha raccontato le dinamiche nel nostro Veneto, nella nostra Treviso, cosa succedeva con i prigionieri che venivano dalla Jugoslavia, dalla Slovenia, dalle coste dell'Istria, ecco. E i ragazzi poi ha cercato di dare anche dei riferimenti di luoghi in Treviso, in Castelfranco. I ragazzi erano veramente attentissimi e poi questa testimonianza di questo signore da Pezzan di Carbonera, e quindi hanno visto anche la casa, hanno sentito la testimonianza, insomma, di quello che era successo, e hanno in qualche modo visto più vicino a loro un pezzo di storia. Perché li avete emozionati, vero Don? Siete riusciti a intrigarli, a emozionarli, cosa non facile. Questa ovviamente grazie agli insegnanti che si sono comunque interessati di questo, all'Ampi di Carbonera che si è reso disponibile, all'Istresco, la professoressa che è venuta quella mattina. Ospite, bravissima. Ecco, quindi e poi vi dico anche lunedì di questa settimana i sindaci che avevano dei medagliati a cui consegnare le medaglie all'onore in nome dei loro parenti ormai defunti, perché non c'era nessun sopravvissuto, sono state consegnate queste medaglie per tutti coloro che sono stati internati in quel periodo storico del Trevigiano. La interrompo un secondo, se no mi cade la linea con Antonio, poi continuiamo. Sì. Sindaco, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche all'ospite. Buongiorno. La storia l'hanno fatta i nostri anziani, hanno fatto tanti sbagli e sono gli stessi che oggi commemorano la memoria, il giorno della memoria. Diciamoci la verità, la memoria, diciamo, sono fatti loro che hanno sbagliato e che comunque che sono quelli che commemorizzano la memoria, il giorno della memoria, e si mettono le bende per i disastri in Medio Oriente, più di 25.000 bambini morti dagli israeliani. A me questo, io mi dispiace dirlo, ma questi fatti mi fanno dimenticare la memoria. Ma la memoria è importante? No. Non parliamo della memoria del successo 80 anni fa e ci nascondiamo la testa sotto la sabbia per quanto riguarda quei 20-25.000 bambini uccisi in Medio Oriente. E a me mi fa rabbia. E quando dico queste robe qua, non lo dico perché lo dico perché cosa stiamo insegnando ai nostri figli? I nostri figli hanno da pensare alla storia di quello che è successo 80 anni fa e non si parla di quello che succede adesso. E poi un'altra cosa, chi è che liberò Auschwitz? Per quale motivo non mi dicono i TG, i telegiornali, la liberazione di Auschwitz? Ma non sono stati gli americani a liberare Auschwitz, sta i russi. Perché ci come tagliano la storia e la dicono come para loro e non hanno il coraggio di ammetterlo? Che praticamente sono morti 25 milioni di soldati russi. Perché questo non lo dicono? Ancora una volta, Mirella, mi dispiace dirlo, ma siamo proprio circondati da come si chiama, da amnesie, da robe strane. Non ci dicono la verità e quindi di fatto al giorno d'oggi molta gente se ne frega, perché tanto dite la storia come pare voi e non dite vero, non dite la vera verità. Voi chi, Antonio? Voi chi?
Ti è caduta la linea. Vedi Antonio, se riesci a parlare, grazie alla democrazia, perché sennò non sarebbe successo questo, e tu puoi dire quello che pensi, però ci sono libri di storia, c'è una cultura che si può leggere, vero Don? Lo dico anche al sindaco, se uno vuole informarsi può informarsi con i propri mezzi, ma ne abbiamo tantissimi, abbiamo biblioteche, abbiamo di tutto, di più, e abbiamo anche i vivi che raccontano. Se io penso che Liliana Segre deve girare con la scorta del 2025 e cosa viene detto o scritto contro questa donna, o quello che ha detto Edith Brooke, e che hanno paura di quello che avverrà, ecco, fa molto riflettere. Il problema è che io mi sono salvato, che sia stato l'americano o il russo non me ne frega niente, in quel momento mi hanno salvato e non guardo chi mi ha salvato, guardo che sono salvo, sono vivo. Ecco, riuscire ad essere vivi. Prego, Sindaco. No, appunto stavo dicendo prima che lunedì abbiamo, la prefettura ha organizzato questa cerimonia appunto di consegno delle medaglie d'onore ai parenti di coloro che sono stati internati, che risiedono, che hanno risieduto nel Trevigiano, quindi c'erano veramente moltissimi medagliati, destinatari di queste medaglie. E prima di consegnare le medaglie è stato fatto un cappello storico, sempre a cura dell'Istresco, e con anche un illustratore che man mano che veniva raccontata la storia cercava di catturare l'attenzione dei ragazzi, perché c'erano tanti ragazzi di alcune scuole di Treviso che hanno partecipato a questa mattinata e spero che possa rimanere, insomma, nei loro ricordi. Devo dire che noi dobbiamo avere la capacità sempre, intanto la storia la scriviamo, ciascuno di noi scrive la storia, cioè la storia non è solo passato, è anche presente. Bisogna avere un po' la capacità di discernimento e cercare di cogliere il buono di queste giornate, perché il messaggio non è solo ricordare quello che è accaduto in quegli anni, in quei luoghi, ma cercare di far conoscere ai ragazzi quella che è stata la dinamica che ha portato a quei fatti, per cercare di dargli gli strumenti per intercettare quel tipo di situazioni affinché non si ripeta più. Qualsiasi persona la conduca, cioè che sia di destra, di sinistra, che abbia un orientamento piuttosto che l'altro, non ha importanza. L'importante è saper discernere la situazione, rendersi conto del pericolo in cui si va incontro, ed è questo il messaggio della giornata della memoria. Sicuramente poi in quei giorni vengono prediletti film che ricordano la Shoah, non c'è stata solo quella, non c'è solo quella scritta nei libri di storia, però è il messaggio che deve passare di ricordare tutte le situazioni appunto di conflittualità che possono portare a queste situazioni, e soprattutto, lo si ricorda sempre nella giornata della memoria, cercare di vedere, di accorgersi, di interessarsi alla vita politica, pubblica, non far finta di niente di quello che ci accade, perché in quegli anni lì la cosa più grave è che molti non hanno visto, sentito, non hanno in qualche modo reagito a quello che stava succedendo. I giusti fra delle azioni vengono premiati perché sono stati pochissimi rispetto alla collettività. È per questo che hanno un riconoscimento così importante, perché hanno messo a repentaglio la loro vita, quella delle loro famiglie, in quegli anni in cui potevano essere fatti fuori, ecco, vivevano nel terrore appunto di perdere la loro vita e mettere a repentaglio la loro famiglia. Don come commenta le parole della sindaca, ma soprattutto anche di questo momento particolare, perché anche in questo momento i messaggi che ricevono questi ragazzi non sono dei messaggi positivi, purtroppo. La storia è storia, le guerre continuano, si fanno con altre armi, ma alla fine ci sono sempre i morti. E chi muore? I fragili, la popolazione che non c'entra niente. Prego. Sì, io credo, come c'è il sindaco, cioè poi non è possibile ricordare sempre tutto e tutti, no? Perché purtroppo le guerre, le situazioni sono talmente tante che appena io ne ricordo una, qualcuno può dirmi sì, ma c'è anche quell'altro, no? Poi magari alcuni sono anche caratterizzati perché quelli di sinistra dicono una cosa, quelli di destra ne dicono un'altra, cioè è chiaro che è impossibile essere imparziali e citare sempre tutte le sofferenze che ci sono. Credo che quello che diceva il sindaco è importante, cioè di dire alla fine il messaggio è che tu sei davanti ai morti ebrei o ai morti palestinesi o ai morti ucraini o ai morti russi o ai morti tedeschi,
L'importante è che passi il messaggio che siamo un po' tutti responsabili, che non vuol dire colpevoli, vuol dire posso fare qualcosa, anche soltanto cercare di informarmi, di capire, anche magari soltanto restarci un po' male, non essere indifferente, ecco. E questo vale per qualunque sofferenza passata, presente e futura. Ecco, io credo che sì, il grande messaggio, obiettivo che potrebbe essere quei ragazzi è quello appunto di aiutarli a non essere indifferenti. E come si fa a aiutarli a non essere indifferenti? Magari coinvolgendoli in varie discipline, magari anche con lo sport è regola, è sacrificio, è impegno. E io vorrei chiedere al sindaco una cosa che mi sta molto a cuore. Lei sa che io sto cercando di dare la possibilità a questo allenatore, Giancarlo Rossi, che ha questa squadra di baseball di ragazze e ragazzi, con uno sport anche nuovo, magari uno sport che può anche intrigare, e da anni non riesce ad avere un campo dove allenarsi. Io lo trovo squallido, visto quello che abbiamo attorno, no? Perché mi sembra che di campi ne abbiamo, dove prevale il calcio ha le porte aperte dappertutto, forse perché ci sono anche soldi nel calcio e magari in altre attività non ci sono, però vorrei chiedere al sindaco, che lei ci crede molto, perché lei si impegna, non è per violinarla, ma è nel pezzo, fortunatamente, se no non sarebbe qua dalla Mirella di sicuro, di aiutare questo uomo, di aiutare perché lei ha questa possibilità, questo uomo che sta girando i parchi, andando a prendere i ragazzi più terribili, quelli che fanno paura. E ne sta già accompagnando 5 o 6. Da solo va a vedere chi sono, cosa fanno, perché si comportano così, e li sta cercando di mettere nella strada giusta, che è una disciplina sportiva. Dopo non so se questi ragazzi continueranno o non continueranno, ma è mai possibile che chi ha voglia di fare, che ti dà i numeri, abbia questi paletti, no, tu non entri perché c'è il calcio che do, calcio e basket non se ne parla più. Può aiutare questa persona che sta facendo anche del bene alla comunità? Lei che so che ha questi campi, che io ci passo sempre perché faccio quella strada, di dare la possibilità a queste ragazze anche la figura femminile che si impegna. Lasciamo perdere mi piace, non mi piace. Guardiamo l'obiettivo, che è quello di fare movimento, di fare sport con regole e disciplina. Cosa dice il sindaco? Allora, possiamo aiutare questa persona? Bisognerebbe capire appunto di che zona è, di quanti ragazzi si parla e quant'altro, perché il problema è questo, Mirella, nei campi sportivi molto spesso, a parte che non tutti sono pubblici, alcuni sono anche privati, quindi hanno altre logiche. Ma in quelli pubblici molto spesso ci sono, come nel nostro caso per esempio, ci sono delle convenzioni attive che hanno una durata di un certo tipo. Nel nostro caso la società mette a posto le strutture, le manutenta, quindi c'è già un accordo, c'è già un contratto sottostante, quindi andare, diciamo, a intervenire per far entrare altri utenti magari non è sempre possibile per accordi già pregressi, non per una volontà per forza di privilegiare il calcio piuttosto che un'altra società, disciplina sportiva, ecco. Però ci sono altri campetti magari minori, anche vicino alle parrocchie e quant'altro, che per un numero limitato comunque di ragazzi possono essere disponibili, insomma, quindi bisogna un po' cercare di vedere quella che è la domanda. Ce l'ha il progetto, sa sindaco, ce l'ha lei il progetto? In che senso ce l'ho io? Ce l'ha il suo assessore? Ah bene, ok, allora mi fa una cortesia Madonna, di dare... certo, volentieri. Perché veramente vedo, siccome dicono che è difficile mettersi in gioco, cioè quando qualcuno fa, ma perché non supportarlo, non aiutarlo? Come dice lei, vediamo cosa c'è nel territorio, vediamo di darci una mano per aiutare questi ragazzi perché poi a livello psicologico veramente lasci lo sport, dice ma chi me lo fa fare? Non vedi come siamo ridotti? Colpa una parte, a chiedere l'elemosina per allenarci, per fare, eppure siamo nel campionato. Perché invece non supportare queste realtà che abbiamo? Cosa dice? Non sbaglio? Dire vediamo un attimino tutti assieme, non ce l'ho io, ce l'hai tu, mi puoi aiutare? Fate squadra, voi avete fatto squadra sindaci, quando avete toccato con mano quello che era il problema, vi siete uniti,
avete cercato di risolvere assieme, ma non da soli, assieme. Allora, visto che questo uomo sta cercando di mettercela tutta per il bene della comunità, non vorrete mica dirmi che non troviamo un campo dove questi ragazzi, questi giovani possono allenarsi? Ma non esiste, per me non esiste. Per carità, si alleneranno il martedì e il mercoledì, l'altro si allenerà il lunedì e il sabato, ma mettiamo a disposizione, poi vedremo dove andare a giocare, ma intanto li alleniamo, li perdiamo, sì no sindaco, perché sono fragili e il nemico è dietro l'angolo, il nemico è dietro l'angolo. Cosa dice Don? Facciamo squadra? No, perché sennò a questo punto io mi dico, ma allora cosa stiamo a parlare? Se chi ha voglia di fare non lo supportiamo, c'è un problema economico, vediamo di risolverlo. Mi sembra che anche il CONI, che fa parte di questo grande popolo di sportivi, abbia messo anche lui la faccia per fare questo. Ci siamo, aiutiamoci. Si può sempre dire no. Io inizierei a dire ni, ma vediamo, dobbiamo dire più ni che no ormai, perché se no cominciano a pesare, Ma noi di solito quando qualcuno viene a chiederci degli spazi, tendenzialmente gli diciamo di sì, se c'è spazio. Poi adesso io non so, questo in particolare, di quanto spazio ha bisogno, di cosa e come, però gli spazi nostri della parrocchia sono un po', penso, limitati come metri quadri, sì. Ecco. È vero che di spazi aperti dove dei ragazzi possono arrivare e giocare non ce ne sono tanti, ecco. Molte volte sono spazi recentrati dove bisogna chiedere a qualcuno, che ovviamente è anche corretto, perché se una società investe soldi nel fare il terreno in un certo modo, capisco che debbano anche in qualche modo custodirlo, quindi non credo che sia colpa della singola società. Nell'insieme è vero che di spazi aperti dove giocare non ce ne sono tanti, ecco, questo sì. Allora diciamo, da una parte dobbiamo giocare di più, dobbiamo fare più sport, anche perché abbiamo un'obesità, me lo dicono i pediatri, che comincia a preoccupare veramente. Questi ragazzi non si muovono più, non riescono più a gestire il proprio corpo in maniera anche come si faceva una volta si correva tantissimo, si correva sempre, si giocava. Adesso cerchiamo di aiutare. Lei, sindaco, io glielo chiedo non perché voglio fare chissà cosa, ma dobbiamo aiutare queste persone che hanno voglia di fare. Questi ragazzi che ci sono, non li perdiamo, già ne abbiamo pochi. Se cominciamo anche a perdere queste risorse, perché la convenzione, cerchiamo di vedere come aggirare l'ostacolo. Si può aggirare. Lei è una sindaca di nuova generazione che a me piacciono molto, perché avete... lo devo dire, una visione diversa di come gira il mondo, non c'è niente da fare. Io vedo anche ieri, anche con la sindaca di Fossalta, difficilmente si arriva al no, si arriva sempre a vediamo, parliamoci, scambiamoci i numeri, vediamo di riuscire a risolvere il problema, se ce la faremo naturalmente, però non c'è un no, non si può fare. Ecco, voi invece fate, vi mettete in gioco, cercate di capire come risolvere la situazione, e penso anche per le famiglie è molto importante, perché vuol dire che tu hai un ascolto, l'importanza dell'ascolto. Prego, sindaco. No, vi dico, le realtà sportive fortunatamente, almeno nel nostro comune, non mancano veramente, anzi c'è carenza purtroppo anche di spazi, perché anche con le palestre è la stessa musica, ecco, cioè le sono poche, gli spazi anche adatti a norma non sono moltissimi, e quindi bisogna cercare di incastrare tutte le attività. Però lei ha avuto una donna illuminata che ha lasciato, io lo so, io conosco la sua storia, sindaco, di Carbonera e Vascon, dove questa donna ha lasciato questo spazio proprio per fare questo, o sbaglio? Allora, diciamo che Carbonera sta comunque investendo in strutture sportive, e c'è anche una progettualità ulteriore. Ovviamente ci vogliono tempo e risorse adeguate, ecco, oltre agli spazi iniziali, insomma, messi a disposizione. Vi devo dire che si cerca sempre di non dire di no, ma trovare il compromesso, anche perché insomma sarebbe effettivamente un peccato perdere alcune
alcune discipline che non sono proprio così in voga magari in questo momento. Anche magari per intrigare qualcun altro, che Certo, certo. abbiamo visto che Sinner ce l'ha fatta col tennis, Certo. è riuscito veramente a incuriosire le iscrizioni che ci sono state fatte, proviamoci almeno. Certo, per esempio io ho la fortuna di avere anche delle realtà sportive illuminate nel mio comune che in qualche modo cercano di dare supporto anche economico ai ragazzi magari che difficilmente, per esempio il calcio, chi non riesce a comprarsi le scarpe, la borsa, la divisa, mette a disposizione insomma delle proprie risorse per andare incontro, per cercare di includere anche i ragazzi che non potrebbero permettersi di fare sport. Esatto. O magari l'associazione che cerca anche di avere una sezione appunto aperta per i diversamente abili, che cerca comunque di includere assieme anche i normodotati in alcune situazioni, quindi veramente fanno un lavoro veramente egregio. No, sa perché dico? Perché siccome io ci passo davanti a questi campi che sono bellissimi, devo dire la verità, e non è che siano sempre, cioè ci sono delle volte ci sono gli allenamenti, ma delle volte non ci sono gli allenamenti. Allora quando non ci sono, naturalmente come ha detto il Don, nel rispetto anche di dove tu giochi, però cerchiamo di aiutarli, perché io veramente, questo uomo, uno dei pochi che gira i parchi per cercare di prendere questi ragazzi che pochi vanno perché hanno paura, perché, e cerca di inserirli anche in un contesto sportivo molto importante e aiutare la comunità. Penso che una medaglia dovremmo darla anche a lui che fa questo, perché non gliela ordina mica il dottore, chi glielo fa fare, ma perché è padre, perché ha 2 figlie, perché è uno sportivo, perché sa quanto importante è lo sport per i ragazzi. Perciò, se lei mi permette, io dirò di chiamarla, sindaco, di fare magari 2 chiacchiere, vedere senza nessun impegno, ma almeno l'ascolto, cosa dice, almeno ascoltare e vedere se riusciamo veramente a capire che chi ha voglia di fare va aiutato. Come ci saluta, sindaco? Che messaggio vuole lasciare? Allora, siamo in periodo di carnevale, no? E quindi invito tutti coloro che hanno piacere di partecipare alla sfilata dei carri di Carbonera il 9 febbraio. È un periodo dell'anno molto bello in cui i grandi diventano piccini e i piccini insomma hanno la possibilità di divertirsi, di trasformarsi, ecco, è un evento che include veramente tutti, ecco, e quindi buon carnevale a tutti. Grazie, veramente grazie al sindaco Federica Ortolan, sindaco di Carbonera, di essere stata con noi. Sentiamo che messaggio vuole lasciare, ecco, proprio qua su questa sedia, il Don, ecco, questa sedia che, ma sa quanti Don che ho che vengono, che hanno piacere di parlare, che ci raccontano quanta fatica fate anche voi, perché preti ne è sempre meno, tra funerali più che altro. Anche i cristiani ce ne sono sempre meno, quindi è in proporzione, insomma. Anche i cristiani, padre. In proporzione, sì, quindi insomma siamo sempre lì, come era Paul, sì. Proporzione dei numeri. Allora, cosa vuole dire? Io direi che su questa cosa dei ragazzi difficili o non difficili, io credo che questi ragazzi cessano di essere un problema nel momento in cui noi cominciamo a guardarli invece come una risorsa, come una possibilità. Esatto. Finché io li vedo come un problema, li confermo in quel ruolo. Quando comincio a vederli, a sentirli, a cercare di coinvolgerli, di considerarli una risorsa per la comunità, allora forse anche lo possono diventare. Meglio di così non ci poteva lasciare il nostro Don Giovanni Kirchner, di essere stato con noi e di aver detto soprattutto non abbiate paura della persona che vedete per voi pericolosa, avvicinate. Io ho detto ieri a dei ragazzi che hanno detto di aver paura di avvicinare quei ragazzi che dice lei brutti, cattivi, basta vederli come sono vestiti, magari un bel abbraccio. Ciao, sono Monica, voglio abbracciarti. Cosa dice? Un abbraccio tra di loro, visto che loro si abbracciano quando si incontrano, più che la paura, l'abbraccio. Sì, e la magari, gentilezza. Magari io che sono un po' più vecchio, magari quando comincio a parlare, perché magari ma lei è vecchio, sì, ma no, ma posso, i ragazzi, dai, certo, i ragazzi sì, i ragazzi si devono abbracciare. Certo. Grazie, 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 pubblicità. Penso che la giornata della memoria sia importante anche per il semplice fatto di prenderci le nostre responsabilità
e non dare sempre la colpa dei propri mali a altre persone. Ma guarda che brava sta ragazza o ragazzo. Secondo me la giornata della memoria è importante per il fatto che forse ricordando tutto il dolore e la sofferenza di quella povera gente non vengono più commessi simili atti crudeli e disumani. Se siamo di etnie, o come la chiamano i nazisti, di diverse razze, siamo gli stessi e il giorno della memoria ci ricorda di non ripetere la stessa strage, ecco perché si chiama il giorno della memoria. Sono i biglietti che io continuo a leggere tutte le mattine, perché non c'è solo il 27 gennaio, c'è anche il dopo, che bisogna ricordare questi morti, questi milioni di morti, che è una cosa incredibile, con le guerre che continuano, col lavoro che viene a mancare, ma soprattutto con la dignità dell'uomo che viene a mancare. Perdi tutto. Presento i miei graditissimi ospiti. Abbiamo vicino alla Mirella il dottor Sergio Rosato, esperto in politiche sociali e del lavoro. Grazie dottor Rosato di essere qui. E saluto anche Don David Berton, parroco di San Biagio di Calalta, Rovarè e Spercenigo. Un altro don per capire l'importanza delle parole, l'importanza della storia, l'importanza dell'ascolto, quello che fanno fortunatamente, ancora li abbiamo, i nostri sacerdoti. Però vorrei partire proprio con lei, dottor Sergio Rosato. Abbiamo aperto il 2025 e ho avuto tante associazioni di categoria, e sono tutti preoccupati, devo dire la verità. Cercano di lanciare messaggi positivi, però vedi che la cosa è stretta, fanno fatica a dire che andrà meglio, andrà bene. Dobbiamo essere ottimisti, quello è quello che dicono. Sì. Lei è ottimista, dottor Rosato? Beh, per natura sì, molto ottimista. Dico che c'è una coincidenza straordinaria, perché proprio in questi giorni io ho presentato, abbiamo donato la mia famiglia all'Archivio di Stato di Reggio Calabria, la mia città di origine, il diario di mio padre, che è stato internato come militare, catturato subito dopo dai tedeschi, subito il 9 settembre, il giorno dopo l'armistizio. È stato internato in questo campo di concentramento, aveva 23 anni, quindi un giovanissimo, che ha vissuto quella terribile esperienza e ci ha lasciato questa testimonianza di questo diario. E la cosa che mi ha impressionato in maniera veramente positiva, tale da rendermi ancora più ottimista, è che l'abbiamo presentata con i ragazzi della scuola, un liceo sociale e una delle scienze sociali e una scuola media, e i ragazzi attentissimi, un interesse particolare, e soprattutto colgono l'attualità di certi drammi. E quando io così, raccontando un po' del diario, io ho ricordato che leggendo quei diari si ritrovano parole che fino a ieri non usavamo più, fino a poco tempo fa: internato, perseguitato, umiliato, torturato. Sono tutte parole che, e poi andiamo alla cronaca e vediamo che i cosiddetti corridoi dell'immigrazione sono un calvario ancora peggiore di quello dei campi di sterminio. Vediamo che poi l'accoglienza, l'inserimento, l'integrazione sono belle parole ma difficili da realizzare, e tutto questo ovviamente si collega con quello che stiamo anche vivendo, con un mondo che sta vedendo il problema sempre più come una perdita di sicurezza, piuttosto che come, almeno fino a poco tempo fa, come accoglienza, apertura. Invece sta prevalendo, e questo anche ha dei risvolti, come abbiamo visto, politici in tutto il mondo, si sta risolvendo in questo. Il nemico ci minaccia, mette a dura prova la nostra stessa identità, e quindi a questo dobbiamo reagire rafforzando la repressione, Ecco, cosa c'entra col lavoro? Il lavoro è l'architrave su cui abbiamo fondato la nostra libertà,
perché abbiamo subito dopo gli anni bui delle dittature, abbiamo scritto la Costituzione e abbiamo detto che è fondata sul lavoro. E abbiamo detto oltretutto fondata sul lavoro su un modello molto specifico, che non era né quello della dittatura comunista né quello del liberismo sfrenato, ma che era quello che ora chiamiamo socialdemocratico, cioè di un lavoro in cui diciamo, il risvolto economico e il risvolto sociale del lavoro stanno assieme. L'imprenditore fa l'imprenditore perché deve fare profitti, deve fare sviluppo, però c'è anche un sistema che protegge i più deboli, gli esclusi, eccetera. Ci siamo riusciti bene, male, eccetera. Adesso quello che dico io, poi ovviamente mi fermo, lascio la parola, è quello che proprio dobbiamo, però andando nell'attualità, ripartire da questo. Cioè quel modello è in crisi, è difficile sostenerlo. Cosa stiamo facendo per rinnovarlo, per portarlo all'altezza della nuova sfida? Se è interessante questa cosa ne possiamo parlare. Anche perché quello che può rispondere è proprio il Don David Berton, dove ascolta queste persone che si rivolgono a questi preti. Era un punto ed è un punto di riferimento importante, tanto è vero che anche con la pandemia abbiamo visto quanto importante è la fede, ecco, per superare gli ostacoli. Cosa dicono queste persone che sono molto in difficoltà? Sto parlando dell'operaio, del pensionato, del medico, di tutte quelle persone che si vedono circondati da rabbia, da cattiveria. Ormai, come si diceva prima, con 2 stipendi non riesci più ad arrivare a fine mese. Allora come fai a lavorare ed essere povero, rimanere povero? Poi vedi che l'economia è in mano a 10 persone che non sanno neanche più dove mettere i soldi, da tanti ne hanno, nell'indifferenza totale che dovrebbe controllare. Ma mi controllano la signora che ha telefonato, che ha detto l'agenzia delle entrate mi fa mandare ritornare là con i miei figli per portare dei documenti di una tassa che ho già pagato. Ma come, io e anche i miei figli la stessa storia? Ma sempre sul fragile si va a colpire e poi gli altri schiacciano un bottone e riescono ad avere tanti di quei soldi in un attimo, spostarli da una parte all'altra nel silenzio totale. Ma su questo siamo tutti d'accordo, credo che non ci sia da recriminare nulla, insomma queste sono, chiamiamole pure delle ingiustizie evidenti, ecco, da un punto di vista sociale. Poi è vero, io ascolto anche delle storie a volte tristi, di gente appunto come tu dicevi, non arrivano a fine mese, devono lavorare in 2, eccetera, eccetera, eccetera. Ma io credo che il problema sia tanto complesso e forse in linea con quanto diceva il dottor Rosato prima, ce lo siamo creati, non ce lo siamo creati noi da soli, non lo so, questo non spetta a me, ci vorrebbe un'analisi più dettagliata. A me pare che il problema ce lo siamo un po' creati perché allora io vedo da una parte tanti cartelli appesi su tante porte di ditte, di uffici, di ristoranti, eccetera, cercasi personale. Dall'altra parte arrivano storie, sono senza lavoro. Dall'altra parte c'è chi anche risponde. Io dico, non voglio dare un'etichetta morale, però uno che ti risponde, ma intanto mi godo tutta la mia disoccupazione, sfrutto finché posso lo Stato e poi quando avrò finito tutto quello che è l'ANSPI, eccetera, eccetera, la NANSPI, scusa, e vedrò cosa fare, qualcosa troverò. Allora, capisci che ci sono degli aggiustamenti, mi pare un po' da tutte le parti. Allora, com'è possibile che ancora, e lei me lo può spiegare sicuramente meglio, com'è possibile che ancora oggi ci siano degli stipendi di dipendenti così bassi? Ma il sindacato dov'è? Lì bisogna che rompa le scatole, mi permetta l'espressione Mirella, e dica no, un lavoro di 8 ore deve essere remunerato questo, meno non si può dare. Bene. Allora, ecco, queste cose, no? Dall'altra parte mi pare che la cosa sia tanto complessa, non ci vogliamo far mancare niente perché ci hanno portato, e lo dico senza trovare
un colpevole, lo dico, siamo arrivati che noi con i soldi compriamo tutto, mi spiego, non perché voglio comprare tutto, ma perché proprio è il sistema. Oggi compriamo tutto con i soldi, se ci pensiamo bene compriamo tutto, tra un po' compreremo anche l'aria, perché la frutta e verdura a casa non si coltiva più niente. La carne si compra tutto, magari anche già confezionato, già pronto, e quindi è ovvio che, pur essendo, per esempio, lei ha portato l'esempio di una coppia, di una famiglia con due che lavorano, alla fine devono lavorare tutti e due, perché si compra tutto, non si risparmia più niente, ci hanno abituato ad uno spreco enorme. Io ragionavo proprio l'altro giorno con degli amici, eravamo giù a Roma, e chiedevo, ma così io la butto come provocazione, dico, ma ci siamo guardati attorno quanti negozi, quanta biancheria, quanto abbigliamento c'è in giro, eccetera, e tutti vogliamo essere vestiti bene decentemente. Io sono uno che è attento, lo dico, mi piace essere vestito e presentarmi in ordine, ma questo non vuol dire che i miei vestiti ogni anno li butto via. Eppure ci guardavamo attorno e tutta sta roba, e ogni volta che tu vai dentro un negozio è sempre rifornito, è sempre strapieno di cose. Quindi ci hanno spinto ad un consumismo esagerato, io lo dico esagerato, non possiamo spendere e consumare tutto questo nel giro di poco tempo, e come diceva anche lei prima, in una zona del mondo solamente. No? Perché abbiamo Monica da Paese, se non mi cade la linea, poi continuiamo. Vai Monica. Buongiorno, saluti a tutti i vostri ospiti, saluti tutti quanti. Sono d'accordo con le parole che ha detto adesso il parroco, sono d'accordissimo. Siamo arrivati a un consumismo frenato, proprio non c'è ritegno in nessun tempo. Io mi sono data adesso un limite. Adesso ho deciso che non comprerò per un bel po' di tempo, non voglio più comprare cose che in realtà, noi compriamo cose in realtà che a volte non servono, che non ci servono, perché se uno ci pensa bene, guardo prima a casa che cosa ho nell'armadio e se non mi serve non lo compro, ok? Questo dovrebbe essere l'etica di tutti quanti. Poi c'è l'etica della scarpa firmata, di tutto firmato, tutto bello. Ma la vita non è così, la vita è fatta di sacrifici. Io lavoro, allora Mirella lo sa, io sono diabetica, ho diabete monogenetico, lavoro. Nelle mie possibilità, finché ce la farò, lavorerò, quando non ce la farò più mi fermerò. E poi vorrei dire una cosa sull'antisemitismo, appunto, sulla memoria. Vorrei dire una cosa, allora l'antisemitismo purtroppo c'è tuttora. Guardate Trump cosa sta facendo adesso, sta mandando via tutte le persone che anche hanno un lavoro, le vuole mandare via tutte quante nel loro paese. Comunque è una schifezza, una roba veramente che non lo so io. Come si possa mandare via una persona che ha sempre lavorato su quel posto, su quell'azienda, come si possa mandare via? Anche solo perché è straniera. Grazie cara Monica, molto chiara. Adesso andiamo a vedere anche questo servizio, poi lo commenteremo con il dottor Sergio Rosato. CGIL, referendum, lavoro. Andiamo a Venezia. Noi siamo rispettosi della sentenza, chiaramente aspettiamo di vedere le motivazioni. Questo non cambia comunque il nostro giudizio negativo rispetto a questa riforma. Tiziana Basso, segretaria generale della CGIL Veneto, ha ribadito la contrarietà del sindacato alla legge sull'autonomia differenziata, definendola dannosa per il territorio e capace di accentuare le disuguaglianze. Noi vediamo già una difficoltà grande anche nel nostro territorio, per esempio sulla sanità. E già su questi argomenti la Regione ha grande autonomia, quindi non pensiamo che delle modifiche possano portare a dei cambiamenti positivi per le persone che rappresentiamo. Chiediamo alla Regione un impegno sulle materie dove già possono intervenire e di concentrarsi appunto su temi importanti. Poi
non possiamo pensare che le politiche industriali possano essere delegate al territorio regionale, così come il tema dell'energia. In attesa delle motivazioni della consulta sull'inammissibilità del referendum per l'abrogazione della legge, la Basso critica la narrazione ottimistica del presidente Zaia, sottolineando l'aumento della cassa integrazione, la chiusura delle aziende e le difficoltà nella sanità pubblica. In questo contesto la CGIL Veneto si sta impegnando nel frattempo su 4 referendum sul lavoro e 1 sulla cittadinanza per combattere la precarietà e le ingiustizie lavorative. Abbiamo raccolto 4 milioni di firme sui referendum per il lavoro, i referendum che vogliono cambiare delle leggi sbagliate, inique, che riguardano il tema dei licenziamenti, il tema della salute e sicurezza negli appalti, dove purtroppo è il posto che anche qui nella nostra regione accadono maggiormente infortuni mortali e gravi, così come pensiamo sia assolutamente necessario eliminare la precarietà. L'altro referendum è quello sulla cittadinanza. Porteremo avanti questi 5 sì, e invitando le persone a modificare con il loro voto queste leggi sbagliate. Allora, dottor Rosato, come commenta questo servizio e quello che ha detto la segretaria della CGIL? Allora, per quanto riguarda la parte dell'autonomia regionale, eccetera, è un discorso molto complicato rispetto al nostro tema. Naturalmente è stato anche esasperato. Io ho lavorato 15 anni per la Regione Veneto, ero direttore di Veneto Lavoro, quindi conosco bene il regionalismo. Il regionalismo praticato secondo quello che è scritto nella Costituzione non ha dato tutti i buoni risultati, però in parte li ha dati, in alcuni casi sì, in altri no. La cosa che è stata sbagliata fin dall'inizio è stata quella di non mettersi in mano, perché in Italia purtroppo siamo separati, le curve dei tifosi sono molto agguerrite, non mettere mano ai difetti del regionalismo e cominciare a parlare in maniera molto confusa di autonomia differenziata, perché in realtà l'autonomia differenziata, ora l'ha detto la Corte Costituzionale, non esiste, esiste quella a statuto ordinario e quella a statuto speciale. Qualche regione che è a statuto ordinario può chiedere, se ci sono le condizioni, quindi simili a quelle dell'autonomia speciale. Il Veneto potrebbe averle perché è attorniato da 2 regioni a statuto speciale. Ecco, mi fermo qui perché non è. Invece rispetto al lavoro, allora, tutto quello che ha detto la Basso, la segretaria, che io conosco da tantissimo tempo, è giusto, nel senso di rivendicazione. Io non sono mai stato d'accordo sul fatto che questo si possa risolvere cambiando continuamente le leggi, per cui andava al governo uno e faceva la legge, poi il Jobs Act, poi riformiamo il Jobs Act, precarietà, bassi salari, lavoro povero sono la conseguenza in questo momento proprio di quello che avevo detto io prima, della crisi del lavoro, in quanto è molto debole l'impresa. Noi abbiamo una larga fascia di economia che non sta sul mercato, se non evadendo e quindi creando lavoro nero, lavoro sommerso, oppure semi-evadendo. Molti casi di apparenti bassi salari sono che ti regolarizzo per la metà, tant'è che è esploso il part-time, e per l'altra metà ci arrangiamo. E poi per il fatto che il lavoro fordista, quello controllabile, perché c'è l'orario, oggi vengono, è sparito, sta sparendo, c'è la crisi oggettiva della manifattura perché la crisi energetica impatta in maniera terribile sull'impresa manifatturiera, e tutto questo però mi fa specie che possa essere come dire, risolto andando a modificare normative. L'unica su cui sono perfettamente d'accordo è quella sugli appalti,
perché gli appalti sono, come si suol dire, gli appalti al ribasso, al massimo ribasso, sono sostanzialmente un brodo di cottura del nero. Ma mi scusi, dottor Rosato. Mentre per quanto riguarda il licenziamento, la reintegra, il tempo determinato, l'azienda, come diceva anche prima Don David, come diceva prima Don David, il discorso delle aziende che cercano personale eccetera, che cos'è? È la conseguenza di cambiamenti che avvengono nell'economia globale. Noi abbiamo avuto 3 crisi, quella finanziaria, abbiamo avuto la crisi del Covid, terribile, e abbiamo avuto, subito dopo che stavamo per uscire dalla crisi del Covid, la crisi energetica, del gas, le guerre, insomma, che hanno ributtato in aria i costi di produzione eccetera, eppure le aziende lentamente si stanno riposizionando. È chiaro che questo porta a scompensi. Il punto su cui invece io penso che bisognerebbe riflettere in maniera maggiore eccetera è come noi affrontiamo i problemi strutturali, sapendo, e qui faccio poi l'esempio, per esempio un giovane che entra nel mercato del lavoro, guadagna troppo poco, anche se è medico, guadagna troppo poco, però guadagna ancora di meno perché per raggiungere il suo obiettivo di vita, che è quello di essere indipendente dalla famiglia, così come avviene in tutti i paesi moderni, avanzati eccetera, lui assolutamente non può farlo perché le case, gli affitti costano in maniera spropositata, vivere, vestirsi, eccetera, spostarsi, la mobilità costa carissimo. Allora, se vogliamo aiutare il lavoro dei giovani, smettiamola di fare incentivi alle imprese che assumono, perché tanto le imprese vogliono assumere, non vedono altro. Incentiviamo invece, agiamo sulle politiche della casa per i giovani, sulle politiche del trasporto. Rosato, mi scusi, ma lei sta dicendo un libro già scritto. Il problema è che non si fa questo. No, ho capito. Allora, dicono i sindacati non ci sono, non è vero, ci sono, assolutamente. Però assolutamente. Ma se non vengono ascoltati, oppure se ci sono organizzazioni sindacali, tantissime, che firmano legalmente che il lavoro si può pagare 5-6 euro, perché è tutto legale, è tutto firmato. Questo l'ho già detto, però questo bisogna dirlo, sì. Perché la gente non lo sa, allora dicono, ma come il sindacato ha firmato i 5-6 euro per contratto, senza sapere che ci sono una miriade di organizzazioni sindacali che non c'entrano niente con quelli che vediamo che siedono anche qui, che firmano questi contratti. Chi è che ha permesso questo? E allora, dottor Rosato, chi è che non va a verificare come mai c'è questo lavoro nero che si vede e si va a colpire, come ho detto prima, la persona che deve riportare le carte che ha già pagato? Perché è facile, siccome si controlla il fragile, non si controlla quello che si dovrebbe controllare, perché controllare quello vuol dire che tu ti metti in gioco e non si può, perché bisogna andare avanti così. Allora si cerca, anch'io mi sono fermata, cercasi operaio. Mi sono fermata, calma, cercasi operaio dentro specializzato, ma fuori il cartello è cercasi operaio. Allora capisce Don David quando lei dice consumismo? Non c'è più il consumismo. Quale consumismo? I carrelli dei supermercati sono vuoti, io non vedo più carrelli pieni. I saldi sono stati un flop incredibile, e non perché hanno tante cose a casa, perché non si compra più, perché non si può, non ci si arriva. Sì. Anche se i messaggi a Natale erano tutti a divertirci, tutti a sciare, alberghi pieni, ristoranti pieni, ma forse 6 milioni di poveri, che sono famiglie che lavorano, che sono gli operai, sono quelli nuovi poveri, non sono i barboni, sono le famiglie che lavorano, come dice il dottor Rosato, il lavoro non viene retribuito adeguatamente, noi paghiamo chi ha già tanto e invece chi ha poco, che è l'operaio, che è quello che è la spina dorsale del paese, l'operaio, l'artigiano, sono stati colpiti a morte, dottor Rosato. Questa è la verità, e faranno fatica a ritornare perché non c'è questa volontà, non c'è. Don David. Ma guardi, sì, sono d'accordo in linea di massima, ma ripeto, secondo me è proprio
più a fondo ancora, anche perché non è mia materia affrontare leggi e altre cose, ma è ancora più a fondo, secondo me, il problema. Cioè, mi pare, lo dico con uno slogan, cioè il lavoro che fine ha? Lo dico con... Che fine ha il lavoro? Quello di darmi i soldi così spendo, così consumo, così mi diverto? O il lavoro prima ancora di... C'è anche questo, perché la bolletta la devo pagare, vestire mi devo vestire, per cui... O prima c'è anche una, la chiamo nobiltà, un valore del lavoro stesso. E allora lì dobbiamo ritrovarci ad essere tutta la stessa barca, cioè io proprietario di un'azienda, presidente di un'azienda e il mio operaio vogliamo insieme tener viva un'azienda, insieme vogliamo tener viva questa azienda. Ecco, a me pare che stia mancando questo gusto, questo sapore, no? Di sentire il lavoro mio. Io nella mia piccola esperienza, se vogliamo anche quella del prete può essere un lavoro da un certo punto di vista, cioè, le mie parrocchie le sento mie almeno finché il vescovo mi lascerà nel mio posto, ma le esperienze lavorative proprio in senso stretto che ho fatto le ho sempre vissute così. Anch'io ho lavorato nella ristorazione per tanti anni, ho sempre tenuto e sempre considerato il posto di lavoro dove ero casa mia, nella cura dei particolari, in tutto questo, eccetera. A me pare invece che domina moltissimo semplicemente il profitto, e quindi sono d'accordo con te, cioè, e basta. Ma faccio un esempio a Venezia, ecco, perché io le cose le vivo, nel senso che le vedo, ho un'esperienza. Ma perché io devo arrivare a Venezia e trovare scritto vetro di Murano o Muran Glass, come lo scrivo, e in realtà è entrato dalla Cina? Perché questa cosa qui? Chi la permette questa? Io non ho mica la risposta, pongo io la domanda. Chi la permette questa cosa qua? Allora i nostri vetrai, la nostra tradizione veneta, che sarebbero posti di lavoro, sarebbero sicuri, esclusivi, di un prodotto unico, chiudono, pian piano stanno chiudendo i battenti a Murano, però entra tutta sta roba dalla Cina e con l'etichetta anche vetro di Murano. Perché succedono queste cose qua? Mi domando io. È chiaro che trovo l'oggettino di Murano a pochi soldi, l'originale vero di Murano mi è irraggiungibile per le mie tasche e per la maggior parte dei turisti che arrivano è irraggiungibile. Quando, scusi, dovrebbe essere il contrario, mi permetta, cioè lo Stato dovrebbe controllare e dire questa roba qui non è vetro di Murano, non deve entrare qui, non deve essere commercializzata a Venezia. E voi vetrai... Ma quanti anni è che è successo questo? No, ma lo dico. E voi vetrai, non voglio offendere chiaramente nessuno, no, dico solo la mia considerazione, e voi vetrai vi lasciamo l'esclusiva della produzione, però vi controlliamo i prezzi, perché se hai l'esclusiva il mercato è tuo. Allora non puoi più mettere certi prezzi esagerati perché il lavoro l'avrei... E allora io dico, alla fine viene fatto quello che non si dovrebbe fare e viene impedito ciò che invece dovrebbe essere fatto. Perché il business ha superato il buon senso e non gliene frega niente a nessuno. Non so se è un'analisi corretta la mia, dottore. Se non ce la faccio. Come chiudiamo, dottor Rosato? Io sempre lancio questa avvertenza. Purtroppo quando noi parliamo di problematiche del lavoro eccetera eccetera, vengono sempre fuori quelli che hanno un impatto mediatico maggiore, però noi, siccome noi analisti andiamo a vedere i numeri attualmente ci dicono che tutta quella che è l'area del cosiddetto lavoro povero, lavoro mal pagato, oppure di alcuni lavori in cui non c'è il ricambio generazionale. Lì a Murano il problema è da secoli, non c'è più il ricambio e non c'è più la trasmissione di questi mestieri, perché poi dopo giustamente i giovani studiano, vogliono andare a fare altri lavori, meno faticosi, più remunerativi, dove si esce alle 5 e si può andare al pub, sì, il venerdì pomeriggio è libero, meglio. Ma poi anche noi abbiamo iniziato così, poi a mano che si metteva su famiglia ci diceva metti la testa a posto e comincia. Il problema di fondo è che invece la vera crisi che noi stiamo subendo del lavoro è che tutto quello che era il lavoro, diciamo, che creava ricchezza da distribuire, quindi il modello
redistributivo della ricchezza, tu fai il profitto e poi la ridistribuiamo come? Attraverso la leva fiscale, veloce, che sono in chiusura? Pagandomi la pensione, pagandomi la sanità, pagando tutta una serie di beni, non lo dimentichiamo. Tutto questo purtroppo qui è dall'ottimismo, se non ci svegliamo passare all'ottimismo. Fra poco non ce lo possiamo permettere. Guarda che siamo svegliaveneti, perciò dobbiamo svegliarci, come ha detto lei, perché se continuiamo almeno a combattere. Se inseguiamo ancora l'articolo 18, eccetera, ci ritroveremo con qualcuno che ci ha già cambiato il terreno di gioco. Sì. Non si gioca più qua sui 5 euro, i 6 euro, si gioca un'altra partita. E si toglie la dignità alle persone. Esatto. Questo è il grande dramma che io vivo tutti i giorni. Grazie ai miei graditissimi ospiti, grazie a Don David Berton, parroco di San Biagio di Calarta e Rovares Percenigo, grazie al dottor Sergio Rosato, esperto in politiche sociali e del lavoro. Grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. I vichinghi diffusero il baccalà in molte parti del mondo. Infatti, nel 1620 i padri pellegrini in fuga dall'Inghilterra sbarcarono con la Mayflower su di un promontorio del Nuovo Mondo che aveva un nome profetico, Cape Cod, cioè Capo Merluzzo. Ingredienti per 4 persone. Una confezione di polenta precotta, 600 grammi di baccalà bagnato, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 250 grammi di passata di pomodoro, un porro, prezzemolo fresco tritato, un pizzico di erba cipollina secca, alloro secco, timo secco, 2 cipollotti freschi affettati, mezzo bicchiere di vino bianco secco, sale. Tagliate il baccalà in grossi pezzi. In un tegame, possibilmente di coccio, mettete l'olio, la passata di pomodoro, il porro mondato e affettato, il prezzemolo tritato, l'erba cipollina, l'alloro, il timo, i cipollotti affettati. Aggiungete il vino. Poca acqua e il baccalà. Mescolate e avviate la cottura a fuoco medio. Salate, ma fate attenzione all'aggiunta di sale, visto che il baccalà è già molto salato. Il pesce dovrebbe essere pronto quando il liquido di cottura si è ritirato. In caso contrario, aggiungete qualche cucchiaio di acqua tiepida. Nel frattempo, preparate la polenta precotta seguendo le istruzioni della confezione. Scodellate la polenta. Servite la polenta a fette con il pesce e la sua salsa. E buon appetito!